Grazie a tutti e grazie a Via Ancona per questo invito, grazie a voi, agli studenti che sono presenti e a tutti i presenti naturalmente. Allora, io sono qui, credo, non certo per la mia autorevolezza, quanto per la mia esperienza piuttosto particolare. Forse questo può essere il senso di questo invito. E illustrerò questa esperienza rispondendo alla prima delle questioni, delle domande poste da Elvio Ancona: perché in base alla vostra esperienza gli studi filosofici giuridici sono importanti per la conoscenza del diritto? Io proverò a mostrare come in realtà anche le altre due questioni relative alla formazione e alla professione in un certo senso sono contenute nella risposta che proverò a dare alla prima. Ora, la mia esperienza è effettivamente quella di una ex studente in filosofia, come cantava Ivan Graziani, tanti anni fa, con un innamoramento totale per la filosofia della scienza e per l'analisi del linguaggio. Innamoramento che poi mi ha accompagnato effettivamente anche in una seconda vita di studente in giurisprudenza e poi oggi di civilista e comparatista. Ora, a partire da questa esperienza, il senso degli studi filosofico-giuridici per la conoscenza del diritto si compendia per me nell'idea, peraltro antica e molto antica e molto nobile, della filosofia come terapia. Ora, se io dovessi poi declinare ulteriormente questa idea nella mia vita, nella mia professionale, proporrei una scomposizione del momento terapeutico, e cioè un momento interno alla mia disciplina, che è il diritto civile fondamentalmente, il diritto privato, e un secondo momento esterno al diritto privato. Il punto di connessione fra questi momenti è lo studio, l'analisi dell'argomentazione, ma io non riuscirò a dire niente di significativo su quest'ultimo punto. Del resto quasi tutto quello che c'è di significativo da dire e da sapere l'ha detto Aurelio Gentili, e che saluto, però vorrei provare a dire qualcosa, ciao Aurelio, sui primi due. Ora, il compito interno della filosofia rispetto alla mia disciplina è un compito essenzialmente di chiarificazione, e ha come oggetto le teorie giuridiche che nel caso del diritto e in particolare del diritto privato si definiscono la dogmatica giuridica, che è come dire, una denominazione che condividiamo soltanto con la teologia, e questo ci porterebbe molto lontano, no? L'idea comunque non entro in questa stanza. Ora, per illustrare il senso della dogmatica ai miei studenti, ricordo spesso l'immagine notissima di Korzybski, e cioè le teorie scientifiche stanno ai rispettivi campi di indagine come una mappa sta al territorio che rappresenta. Ora, naturalmente la teoria giuridica non fa eccezione, perché anche i giuristi, i professori di diritto civile, amministrativo, i giuristi positivi, penale, processual civile, non fanno altro che costruire modelli di decisione e di argomentazione che poi gli interpreti effettivamente usano per risolvere problemi giuridici, problemi applicativi, un po' come appunto i viaggiatori consultano una mappa per capire se stanno andando nella direzione giusta. Ora, il momento più delicato nella costruzione di un modello è il giudizio di rilevanza, e questo non riguarda soltanto naturalmente la teoria giuridica, e cioè la scelta tra l'informazione che deve essere conservata se vogliamo avere una buona mappa e l'informazione che invece può essere tralasciata e andare perduta. Ora, chiaramente un modello che comprende tutta l'informazione disponibile sarebbe perfettamente inutile. C'è un meraviglioso frammento di Borges che appunto parla di una mappa che aveva l'immensità dell'impero e coincideva perfettamente con esso, e finì abbandonata, lui dice, alle inclemenze del sole e degli inverni. Ora, la selezione però delle informazioni è un problema grosso, è un problema perché è un processo esposto a un rischio sistemico, non occasionale, di errori che derivano da biases cognitivi, da obsolescenza, da manipolazioni e da condizionamenti culturali e ideologici di ogni genere. Ora, naturalmente questa aporia non
non risparmia neppure le scienze dure, ma nel caso della nostra disciplina è più intensa, a mio avviso. Perché è più intensa? Perché gli oggetti con cui abbiamo a che fare non sono direttamente dei fenomeni empirici e in un senso stretto forse non sono neppure le fonti che qualificano certi atti e fatti, cominciamo a studiare dal primo anno di giurisprudenza, ma sono proprio le teorie, i concetti, gli argomenti. Quindi, in una parola, è il metadiscorso degli interpreti. E in questo senso la filosofia del diritto, a mio avviso, è assolutamente un metodo, o dovrebbe essere un metodo interno alla dogmatica, un metodo appunto di analisi del linguaggio e delle argomentazioni dei giuristi, col compito terapeutico di portare alla luce i non sensi, i crampi mentali, avrebbe detto qualcuno, generati dall'uso improprio dei concetti dogmatici. Detto altrimenti, la teoria giuridica è sempre anche analisi del linguaggio e del discorso, come appunto ci ha insegnato Aurelio Gentili. Ora io avrei anche qualche esempio, però non voglio appesantire troppo il discorso, se ci dovesse essere poi una discussione potremmo anche farlo. Il secondo movimento, quindi non voglio scendere nelle technicalities dei civilisti, poi mi odiate, il secondo movimento della filosofia, a mio avviso, è un movimento, direi, di riflessione, proprio nel senso del giudizio riflettente kantiano, e di riflessione sulle basi epistemiche del sistema del diritto privato. Ora, c'è una frase di Filippo Vassalli che secondo me è meravigliosa, no? Quando definisce il diritto civile come la scienza in cui i dati della vita hanno subito la trasformazione più piena in schemi di pensiero. Ecco, io vorrei dire che la potenza quasi geometrica di un discorso che è riuscita a organizzarsi nel modo descritto da Vassalli ha alimentato in passato e in parte continua a alimentare una certa illusione che alle categorie ordinanti del diritto civile corrispondono degli oggetti, in un certo senso, che stanno al diritto positivo come ciò che è sta a ciò che semplicemente esiste in modo contingente. Ora, qui non vi starò a dire le ragioni per cui da 70 anni, forse anche di più almeno, questo atteggiamento culturale è stato proprio, vorrei dire, minato dall'interno. Però è vero anche che quell'antica visione sopravvive nell'educazione giuridica, nella formazione dei giuristi, nelle convenzioni trasmesse con l'educazione, e il risultato è un modo di argomentare che accentua, con delle eccezioni luminose, ma tende ad accentuare il momento conoscitivo e descrittivo rispetto al momento funzionale e applicativo. Quindi sostanzialmente il diritto è visto come una sorta di enciclopedia di concetti, ciascuno dei quali racchiude l'essenza di un istituto in una definizione e si salda con altri concetti a comporre un sistema. Ora, qui la filosofia ha, a mio avviso, un compito importantissimo, che è, potrei dire, quello di tracciare i limiti della pretesa di oggettività della dogmatica giuridica, civilistica in questo caso. E quando insisto appunto sulla parola oggettivo in questo contesto, ecco, intendo dire che la parola oggettiva per noi giuristi ha un significato epistemologico, non ontologico, e può significare questo soltanto, e cioè che i concetti giuridici sono, avrebbe detto Karl Popper, creazioni che appartengono al mondo 3, il mondo dei contenuti oggettivi di pensiero, specialmente i pensieri scientifici e poetici e le opere d'arte. Ora, in questa prospettiva, quindi, la scientificità delle proposizioni dei giuristi dipende fondamentalmente dalla possibilità di essere messa alla prova, come qualunque proposizione scientifica. Quindi anche noi effettivamente, come dire, quando facciamo conoscenza del diritto privato, avanziamo attraverso congetture, confutazioni e ipotesi controllabili, come le scienze della natura, a differenza però delle scienze naturali, dove il concetto di verità come corrispondenza continua ad avere un significato, anche se soltanto come numeno, come direbbe Kant, come quindi ideale
pensabile, nel diritto il numero non è la verità, ma l'idea di giustizia. E nella nostra disciplina, quindi, per decidere se e in qual misura una teoria costituisca un progresso rispetto a quelle che l'hanno preceduta, è necessario valutare se rappresenti una soluzione adeguata ai problemi in relazione ai quali è stata formulata, secondo un ideale regolativo di approssimazione infinita a un'istanza di giustizia che è posta a fondamento delle istituzioni. Ora, il ruolo del pensiero dogmatico in questo tipo di valutazioni è diverso in relazione all'uso sistematico problematico dei concetti giuridici. E qui naturalmente moltissime cose ci ha insegnato Luigi Mengoni. Ma insomma, quando le risorse del pensiero dogmatico sono sufficienti a venire a capo di un problema giuridico, effettivamente, questa è una cosa che dà molta soddisfazione, si ha l'impressione che il ragionamento scivoli quasi, no? come dire, su una superficie senza attrito, e siamo proprio nel pieno del giudizio determinante o di sussunzione, perché poi è la stessa cosa. Perché? Perché abbiamo tutta l'informazione necessaria. Abbiamo gli istituti, i concetti, gli orientamenti giurisprudenziali consolidati e sostanzialmente non abbiamo un problema. Però poi c'è il problema, cioè ci sono situazioni in cui il problema, e qui cito proprio Kant della critica del giudizio, il problema non consiste più nell'applicare la regola conosciuta al caso noto, ma nel trovare la regola, e il giudizio allora procede riflettendo, e cioè muovendo da un caso particolare alla ricerca della regola sotto la quale deve essere sussunto. Ora, naturalmente riflessione e deduzione sono entrambi funzioni della facoltà del giudizio, e quindi naturalmente quando noi ragioniamo, naturalmente non così tanto, ma insomma quando noi ragioniamo problematicamente ci avverremo delle stesse categorie del pensiero dimostrativo, soltanto in modo diverso, e cioè gli stessi istituti, gli stessi concetti, gli stessi precedenti, qui non funzionano più come le premesse di una deduzione, ma come punti di riferimento, modelli di valutazione, esempi lungo il percorso che deve idealmente arrivare a una regola di decisione che non è ancora effettiva nel nostro ordinamento, perlomeno non è ancora effettiva in virtù di una norma formale di riconoscimento. Allora, anche qui avrei qualche esempio, però ve lo risparmio. Il succo di tutto questo qual è però? Che il pregio, come dire, di un atteggiamento che guardi alla dogmatica nel modo in cui ho cercato di illustrarlo, è che invece di porre, come fa l'insegnamento tradizionale sovente e al di là delle dispute spesso di carattere nominalistico, l'interlocutore di fronte a un out-out, chi non accetta la definizione dell'istituto è puramente e semplicemente in errore, ecco, evita di chiudere in formule troppo rigide il significato degli istituti per lasciare spazio a che cosa? L'elaborazione di nuova informazione, affinché non si limiti, che non ci limitiamo a precostituire la base di ragionamenti dimostrativi, ma adempiano a una funzione che a mio avviso è anche più importante, e cioè quella di permettere l'esercizio di un controllo critico sui discorsi della giurisprudenza pratica e teorica. Ora, dalle cose che ho detto finora discendono le mie risposte quasi telegrafiche alla seconda e alla terza domanda. Perché in base alla vostra esperienza gli studi filosofico-giuridici sono importanti per la formazione dei giuristi? Chiede Elvian Kuhn. Ecco, guarda, Vito, io mi sono scritta qualche appunto, vedrai che avevo la filosofia è dentro e non accanto al conoscere e all'operare del giurista. Anch'io avevo ripreso l'insegnamento della tua maestra. La filosofia nella mia esperienza è dentro e non accanto al conoscere e all'operare del giurista, perché l'analisi del linguaggio giuridico è parte integrante di una dogmatica, come dire, consapevole di se stessa e modernamente intesa. La filosofia è dentro e non accanto alla conoscenza del diritto, perché la stessa riflessione critica sulla dogmatica, quindi condotta per così dire dall'esterno, sulla teoria del diritto, nel mio caso privato, è comunque un momento essenziale della riflessione sulla giustizia delle istituzioni. Ora, naturalmente, credo che per essere all'altezza di questo compito la filosofia del diritto dovrebbe porsi l'obiettivo di
portare l'analisi del linguaggio giuridico e la critica dei fondamenti del sistema nel diritto positivo. Ecco, questo dovrebbe essere, quindi mi è accaduto di riscontrare in alcune situazioni, e molto spesso si fa storia della filosofia del diritto. Non si fa ovunque, per fortuna, ma il corso generale è un corso di introduzione alla storia della filosofia del diritto. Può avere un senso, visto che molti studenti oggi vengono da una formazione superiore che non contempla l'insegnamento della filosofia, e quindi questo può essere un problema ulteriore. Però credo che il metodo dovrebbe, ecco, partire dall'analisi dei casi. L'ultima domanda: perché gli studi filosofico-giuridici sono importanti per la professione? E qui vorrei rispondere con Kant, che a proposito della teoria del dovere nella morale e nel diritto, in polemica col disprezzo per la teoria e l'esaltazione della pratica, che evidentemente domina anche oggi, ironizzava sulla pretenziosità di chi crede, è un'espressione meravigliosa, adesso proprio leggo, di vedere più lontano e sicuro con occhi di talpa fissi sull'esperienza, che con gli occhi concessi a un essere fatto per stare dritto e contemplare il cielo. Grazie. Ringrazio la collega Calderai perché ha condiviso con noi questa sua particolarissima esperienza, che penso ci abbia proprio dato la misura della complessità e della beneficità delle relazioni tra filosofia e diritto. E ora la volta del professor Antonio Carratta, professore ordinario di diritto processuale civile nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma 3, direttore del Dipartimento e presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche. Prego Antonio. Grazie Elena. Ovviamente anch'io ringrazio molto Elvio sia per avermi coinvolto in questa iniziativa, ma soprattutto per avermi consentito di confrontarmi su questo tema con colleghi autorevoli che ovviamente sono intorno a questo tavolo e che ovviamente si alterneranno intorno a questo tavolo. Dunque, il titolo, appunto, come è stato detto da Elena, dalla professoressa D'Orlando, il titolo, dal titolo derivano 3 cerchi concentrici. Ora, non so se sia voluta, ma il titolo riprende l'articolo di Carnelutti del 23 sulla rivista internazionale di filosofia del diritto, dove però era posposto, i giuristi venivano dopo, il titolo esatto è La filosofia e i giuristi. E ovviamente l'intento di Carnelutti, qui ovviamente immagino in onore alla sua città natale, era esattamente il contrario, credo, dell'obiettivo o della finalità che sta dietro invece l'iniziativa di Elvio, perché nell'articolo Carnelutti anzitutto apostrofa la filosofia del diritto come un meticcio, che è bruttissimo come termine. È un meticcio perché non è diritto, non è filosofia. Quindi, seguendo un po' l'andazzo del tempo, se vogliamo, era esattamente un secolo fa. E come ricordava anche il professor Ancona, all'epoca si susseguirono tutta una serie di articoli di eminentissimi giuristi che si scagliavano contro l'utilità della filosofia del diritto, fin quando poi non ci fu quel bellissimo articolo di Cammarata che consiglio agli studenti di leggere diciamo attentamente, perché in effetti lì in quell'articolo praticamente ci sono tutte le risposte alle 3 domande che ci ha posto Elb, secondo me. E da lì vorrei partire. L'articolo di Cammarata è proprio sulle tendenze della filosofia, sulle tendenze attuali, o non mi ricordo. Tendenze odierne, esatto.
Praticamente il concetto di fondo che sviluppa Cammarata e che in effetti poi ci consente di rispondere a tutte e tre le domande o a tutti e tre i quesiti che ci sono stati sottoposti. Il concetto di fondo è esattamente questo, cioè quando parliamo di filosofia del diritto stiamo parlando di una materia che è strettamente inserita all'interno della formazione giuridica. Lui non immagina neanche la distinzione. Qui già dire quello che i filosofi del diritto, come dire, offrono agli altri giuristi, non se lo pone nemmeno. È chiaro che sono giuristi, quindi, e sottolinea in quell'articolo del 1922 esattamente il fatto che in realtà la scienza giuridica diciamo si perderebbe la sua stessa essenza se non considerasse le tematiche del diritto nella prospettiva del filosofo. E secondo me è questo il punto che bisognerebbe riprendere e sviluppare. Cioè, siamo, mi pare, tutti d'accordo, qui è stato detto, e quindi mi pare il punto di partenza, nessuno oggi mette in dubbio che diciamo, l'importanza della filosofia all'interno degli studi giuridici. Il punto, secondo me, con la vera questione è quale filosofia del diritto e per fare cosa è necessario averla all'interno degli studi giuridici. E qui diciamo, vorrei appunto riprendere alcune considerazioni già accennate dagli interventi precedenti. Quale filosofia del diritto? Premetto che dal mio punto di vista io considero, diciamo, ho una grande ammirazione per i filosofi del diritto, perché ho avuto come appunto all'epoca del corso universitario, ho avuto come filosofo del diritto il professor Lombardi Vallauri, che mi ha dato moltissimo, anche nelle scelte che poi ho fatto successivamente e anche proprio nell'approccio alle tematiche del diritto. Cioè io credo che sia stato uno dei primi corsi che ho seguito all'università e effettivamente, beh, diciamo i colleghi filosofi del diritto sicuramente sapranno, lo dico per gli studenti, ma insomma l'opera fondamentale di Lombardi Vallauri è il saggio sul diritto giurisprudenziale. Saggio sul diritto giurisprudenziale, poi c'è anche il corso di filosofia del diritto, ma è quello l'opera principale. Nel quale, diciamo, che è un'opera in effetti non necessariamente fatta da un filosofo del diritto, cioè è un'opera giuridica di lettura dell'esperienza giuridica, ma da giurista prima ancora che da filosofo. Non so come dire, con gli occhiali del giurista, ma in qualche maniera graduati attraverso la filosofia, se mi passate il termine, no? E quindi probabilmente questo influenza anche il mio atteggiamento nei confronti anche attuale nei confronti della filosofia del diritto e dei filosofi del diritto, perché io considero la filosofia del diritto e i filosofi del diritto come quelli che ci devono dare, come dire, che devono costruire la cassetta degli attrezzi, poi che il giurista poi utilizza nella sua esperienza quotidiana. Attenzione però a non confondere, perché spesso si arriva diciamo, a considerare la filosofia del diritto una teoria generale del diritto o soltanto giustamente una teoria generale del diritto. In realtà, quando parlo di cassetta degli attrezzi, intendo dire che il metodo, quale che sia, qui sono d'accordissimo con quello che diceva il professor Velluzzi, non è che ci sia un metodo migliore di un altro, è di per sé
il fatto di utilizzare un metodo che consente di costruire un sistema, quale che sia la branca del diritto con la quale si ha a che fare. E da qui che nasce poi l'importanza immediata della filosofia, perché chiunque, quale che sia la materia che uno ha da affrontare, che sia il diritto civile, che sia il processuale civile, che sia il diritto amministrativo, la questione di base è come ricostruisco il sistema, qual è il metodo che utilizzo per ricostruire il sistema. E qui, diciamo, è la prima questione. La filosofia del diritto deve, si diceva, non andare accanto ai giuristi, ma essere dentro. E così, effettivamente, rende bene l'idea, perché non serve a nulla una filosofia del diritto che raccoglie i concetti giuridici elaborati nelle varie branche del diritto e ne fa, come dire, una somma. Non serve a nulla. Il punto fondamentale è capovolgere esattamente il processo, cioè il filosofo del diritto entra nell'elaborazione dei concetti o del sistema poi all'interno delle varie branche del diritto. Questo in effetti nella formazione dei nostri studi non c'è, perché la filosofia del diritto è un insegnamento accanto ad altri, mentre probabilmente il passo in avanti che dovremmo fare è forse immaginare, proprio nell'ottica della interdisciplinarietà, che tanto è, diciamo così, proclamata nei vari documenti ministeriali come obiettivo da raggiungere a tutti i costi, però non si realizza mai, mentre credo che in effetti questo sarebbe la vera trasformazione o la vera rivoluzione, se così possiamo dire, perché è inutile dirci appunto, le parole di Letizia Gianformaggio, ma anche di altri, lo stesso Cammarata dice, no? Qui avevo segnato una frase molto bella di Cammarata che dice la filosofia del diritto non va vista come qualcosa che distragga il giurista o lo allontani dal nocciolo dei suoi studi, bensì come la lampada che gli rischiari il cammino. Ma come fa a rischiarare il cammino se sta dietro, sta fuori? Cioè, io non credo, voglio dire, anche i colleghi possono confermare, nella dinamica che si sviluppa all'interno dell'impostazione che diamo alla nostra offerta formativa, la filosofia del diritto è considerata un insegnamento come gli altri, mentre se siamo d'accordo che la materia che ci deve dare l'impostazione metodologica dovrebbe essere alla base di tutti gli insegnamenti, quindi essere esattamente assorbita all'interno degli insegnamenti. Perché il rischio qual è? Che in effetti, se non arriviamo a questo, poi sono i giuristi che da sé si fanno il metodo e costruiscono il sistema e non sempre hanno gli strumenti per farlo. Qui sono d'accordo. Quindi, allora, questo ovviamente nella prospettiva, siccome parliamo anche di una riforma appunto dell'offerta formativa, il vero salto di qualità per la filosofia del diritto sarebbe questo. Questo ovviamente, parlando della filosofia del diritto, come se lo inseriamo in quest'ottica, come insegnamento di base per qualunque delle branche del diritto che poi si affronteranno. Quindi in pratica, diciamo, l'idea potrebbe essere che soprattutto quando si ha a che fare con insegnamenti di diritto sostanziale, inteso in senso codicistico, no? Le materie codicistiche, che ovviamente prescindono dall'elaborazione di un metodo. Tanto più oggi, no? L'idea della casistica, quindi l'insegnamento fatto per casi.
Ma attenzione, l'insegnamento fatto per casi non è che prescinda dal sistema, perché anzi, diventa più difficile ricostruirlo e quindi è ancora più importante allora il contributo che può dare che possono dare gli studi filosofici intesi come studi, approcci che danno la possibilità di acquisire un metodo utile per costruire il sistema, per risolvere i casi e via discorrendo. Se invece continuiamo a mantenere l'idea che siccome oggi si fa diritto per casi, quindi l'elaborazione teorica o l'elaborazione del metodo è del tutto inutile, stiamo cadendo ancora una volta nello stesso errore di un secolo fa, quando si scriveva contro la filosofia del diritto, quindi non è servito a nulla tutto quello che è venuto dopo. E effettivamente questo è il rischio che probabilmente sta dietro anche questa iniziativa, che probabilmente viene avvertito, ed è così, perché se una volta che si affermi l'idea, appunto, come si diceva un secolo fa, che i filosofi fanno perdere tempo, e poi è facile il passaggio, se non serve la filosofia del diritto, la teniamo da parte, i crediti famosi possono servire ad altro, appunto, a fare cliniche legali, a fare appunto l'analisi dei casi e via discorrendo. Quindi questa è la risposta, diciamo, che do sulle prime due domande, perché l'importanza va da sé, la do per base dell'importanza della filosofia del diritto per la conoscenza del diritto, mi pare, voglio dire, talmente evidente che non c'è bisogno nemmeno di spiegarla. Ma non per tutti. Non per tutti. Dico, no, ma lo evidenziamo nel senso è indispensabile perché è la materia che fornisce il metodo. Ripeto, quale che sia il metodo, che sia l'ermeneutica, che sia l'analitica. No, lui voleva dire che c'è chi nega l'evidenza. Ah, no, certo. Questo. E però, diciamo, anche rispetto alla seconda domanda, è evidente che nella formazione del giurista, ripeto, non solo non può mancare la filosofia del diritto, ma io andrei oltre, cioè proprio nell'ottica che dicevo prima, che in effetti il primo profilo di rilevanza della filosofia del diritto, cioè la materia che dà il metodo. Io l'ho sempre vista in questi termini. Cioè, quindi, quando ho bisogno di avere l'idea che mi consente di, appunto, ricostruire, utilizzando determinati concetti, di ricostruire il sistema, a chi faccio capo? A chi faccio capo? Se non alla materia che per definizione affronta queste tematiche. Ovviamente con gli strumenti della filosofia applicati al diritto. Sulla terza domanda, e poi ovviamente mi fermo, nel senso che poi se c'è possibilità poi di riprendere o comunque il discorso, magari ci ritorno. Sulla terza questione, cioè quanto può essere importante la filosofia del diritto per le professioni, e questo in realtà anche qui la risposta non può che essere quella che dicevo prima, perché anche nell'ipotesi in cui si volesse a tutti i costi seguire la tendenza l'approccio alle professioni, la tendenza a privilegiare l'approccio pratico rispetto all'approccio, diciamo, teorico, è evidente che anche nella professione, anche nell'esercizio della professione, secondo me, nella fase storica che stiamo vivendo, un approccio di tipo con gli strumenti della filosofia del diritto serve. E perché dico questo? Per una ragione molto semplice, perché fare anche la professione oggi rispetto a come la si poteva fare 60, 70, 80 anni fa è molto diverso, perché
Se nel passato l'esercizio della professione, parlo di tutte le professioni classiche, magistrato, avvocato, era praticamente in un sistema dominato dal positivismo giuridico, era abbastanza semplice, tutto sommato, elaborare le decisioni o le soluzioni. Applico il sillogismo come si usava una volta, premessa maggiore, premessa minore e ho il risultato quasi matematico. Ma oggi non è esattamente così, perché non tanto per la premessa minore, ma la premessa maggiore chi me la dà? La devo andare a cercare. Oddio, anche quella minore. O anche quella minore, però... Tu che fai il processualista lo sai. Certo, ma ora non volevo infierire, no. però ora, al di là delle battute, in effetti proprio ricostruire il sistema, e attenzione, la ricostruzione del sistema non è un vezzo da teorici o da accademici. La ricostruzione del sistema è fondamentale, quale che sia poi, cioè i teorici ovviamente lo fanno per professione ricostruire i sistemi, no? Perché va da sé, altrimenti non puoi nemmeno organizzare, no, le lezioni che fai all'università. È chiaro che devi avere un'idea di un sistema più o meno compiuto, ma anche rispetto, se diciamo guardiamo il mondo del diritto dal lato del professionista, è evidente che oggi la crisi del ruolo del giurista nasce proprio dal fatto che non ha un sistema compiuto nel quale operare. E allora, come vedete, cioè, in realtà il rapporto filosofia e giuristi o filosofia e diritto vede i due protagonisti del titolo che è stato dato all'incontro odierno, quindi filosofi e giuristi, li vede come due figure profondamente in crisi. Ed è inutile farsi la guerra tra poveri, perché o si salvano insieme o, ahimè, falliscono tutti e due. Questo per riaffermare il concetto da cui sono partito, e cioè che la filosofia, ahimè, o per fortuna, è parte integrante del ragionamento giuridico. Vi ringrazio. Grazie al professor Carratta per queste suggestioni che ci ha dato, anche sfidanti rispetto all'idea di rendere la filosofia una sorta di materia, diciamo, trasversale e pertinente, intimamente pertinente a tutti i nostri insegnamenti. Beh, anche come esercizio, diciamo. Come esercizio. Bene, ora è la volta del professor Fulvio Cortese, professore ordinario di diritto costituzionale pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, già preside della facoltà e attuale vicepresidente del CUN. Caro Fulvio, a te la parola. Grazie Elena, grazie al collega Biancona per questo invito e per l'opportunità di partecipare a questo dibattito, di ascoltare spunti molto interessanti e naturalmente per farlo assieme a tanti colleghi e amici che davvero sono felice di rincontrare e con i quali sono sempre molto soddisfatto alla fine di ogni interlocuzione, quindi in particolare col professor Velluzzi, il professor Carratta e anche il professor Gentili collegato, che ascolto sempre molto volentieri, il professor Mazzarolli. Quindi quello che stiamo facendo qui forse è qualcosa che effettivamente proprio i filosofi hanno sempre amato fare, trovarsi e discutere tra di loro, confrontarsi, magari anche in modo acceso talvolta, discutere assieme. Forse questo è già un primo esercizio, una prima dimostrazione di dove stia l'utilità di un approccio filosofico anche nella formazione giuridica in generale, cioè quello proprio di potersi confrontare e di potersi anche
in qualche modo confutare reciprocamente. D'altra parte poi una larga parte delle professioni giuridiche tradizionali hanno a che fare con questo, cioè con la condivisione e la confutazione di argomenti opposti. Quindi già qui abbiamo risposto in brevissimo tempo a, come dire, una serie di domande, no? No, non so veramente la ragione per la quale sono qui presente oggi con voi, perché mi sono un po' interrogato, no? Senz'altro assieme al professor Belluzzi, al professor Carratta, vivo un po' all'interno del Consiglio Universitario Nazionale i dibattiti sullo statuto disciplinare e quindi i dibattiti su che cos'è naturalmente il diritto, cosa sono le scienze giuridiche, su come si articolano. Ho visto da vicino il momento in cui in tempi recenti sono stati scritti, ecco, alcuni documenti importanti sulle declaratorie dei diversi gruppi scientifico-disciplinari, e quindi giusto per far capire, le declaratorie sono proprio dei testi, potremmo anche considerarli burocratici, no? Ovviamente quello è, in cui ci sono delle definizioni che ci dicono che cos'è il diritto privato, che cos'è il diritto, o meglio, che ci dicono di che cosa si occupano tutte queste discipline. E io credo che non ci sia giurista in tutto il nostro paese che non sappia la relatività naturalmente di queste definizioni, salvo poi accorgersi al momento, diciamo, più caldo, che naturalmente sono importanti queste definizioni, perché lì dentro c'è scritto anche allora che cosa si insegna, e quindi lì dentro si capisce anche come valutare qualcuno che vuole entrare a far parte del club dei filosofi del diritto o degli studiosi del diritto privato, del diritto penale, eccetera. Quindi sono cose significative, e vedere il dibattito su queste cose naturalmente offre una prospettiva utile forse anche a questo dibattito. Poi mi sono chiesto se sono qui perché ho avuto una madre laureata in filosofia che mi ha fatto appassionare da sempre agli studi filosofici, o perché ho avuto un maestro che si era laureato in filosofia del diritto, anche se poi in realtà come dire, il suo ruolo è stato sempre quello di uno studioso del diritto amministrativo e pubblico, e quindi probabilmente mi ha trasmesso qualcosa. E forse sono qui perché in realtà io stesso vivo un po' un percorso di ricerca. In fondo la filosofia del diritto abitua tutti i giuristi ad essere costantemente in ricerca, in interrogazione anche su se stessi, e quindi sui limiti dei propri studi, sui limiti dei propri metodi, sui limiti dei propri approcci. Quindi sono chiesto, tante cose convergono e militano perché io sia qui oggi. Condivido molto le suggestioni che sono state sollevate in chi mi ha preceduto, e condivido molto l'idea che, come diceva Vito Belluzzi, il filosofo del diritto non è qualcosa di diverso dalla comunità dei giuristi. Non lo è nemmeno burocraticamente, visto che la filosofia del diritto è un gruppo inserito all'interno delle scienze giuridiche, all'interno della cosiddetta area 12, quindi dobbiamo prenderla sul serio questa cosa, non è una cosa da sottovalutare, però non lo è nemmeno perché tutto sommato le interrogazioni che ci pone la filosofia del diritto ci ricordano costantemente che dobbiamo essere un po' intelligenti. Io ho ragionato su questo per arrivare a questo incontro, perché la prima cosa che mi è venuta in mente è che, e la confermo alla luce delle cose ascoltate finora, che se c'è una specificità dell'approccio che la filosofia del diritto offre ad ogni giurista, è proprio quella dello spunto all'intelligenza. Io prendo una definizione presa da un vocabolario, poi uno vale l'altro, ma cos'è l'intelligenza? Complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere, spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare
e lo rendono insieme capaci di adattarsi a situazioni nuove, di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento. Perfetto, di questo discutiamo, no? Che cosa fa il giurista? Il giurista se non cerca di comprendere, spiegare fatti, ne ha bisogno. Deve elaborare modelli estratti dalla realtà, ci è stato spiegato benissimo qual è l'utilità di questo. Deve intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare. Qui non apriamo questa porta, ma adattarsi a situazioni nuove e modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento. Le chiameremmo sempre banalmente, volgarmente soft skills, ma insomma sono queste cose qui, no? Quindi se oggi c'è un grande interesse per trasmettere a chi vuole diventare giurista una serie di abilità, di competenze, le competenze sono quelle intelligenti, sono quelle che dicevamo adesso, e un pochino i più diversi studi giusfilosofici ci portano ad approfondire ognuno di questi ambiti. Poi ci portano a fare anche un'altra cosa, secondo me, e l'invito ad essere giuristi rivolto ai filosofi del diritto è utile anche ai filosofi del diritto, da questo punto di vista. L'invito è quello a non essere troppo distanti chiamiamola dall'istanza pratica, dall'istanza cogente della realtà. Io ripesco sempre una bella poesia di Prévert che a me piace molto, ve la leggo, è breve, ma secondo me dice molto, cioè a che cosa dobbiamo guardare, rispetto a che cosa dobbiamo stare attenti come giuristi, e quindi dobbiamo ascoltare i filosofi del diritto, ma anche come filosofi del diritto che devono ascoltare i giuristi. Non bisogna lasciar giocare gli intellettuali con i fiammiferi, perché, signori miei, se lo si lascia solo il gran mondo mentale, miei signori, non è per niente allegro. E non appena è solo, lavora arbitrariamente, innalzando tutto per sé, con tante chiacchiere generose sul lavoro dei muratori. Un automonumento, ripetiamolo dunque, miei signori, se lo si lascia solo, il mondo mentale mente monumentalmente. Allora, la filosofia del diritto aiuta moltissimo il giurista cosiddetto positivo, ma insomma qualunque tipo di giurista, lo aiuta perché lo mette in crisi, lo aiuta ad autointerrogarsi, lo aiuta a contestarsi, lo aiuta a relativizzarsi, a capire che quel gran mondo mentale che tende sempre a costruire, non è detto che sia l'unico grande mondo mentale. E questo è utile per rispondere alla prima domanda che Elvio Ancona ci ha rivolto, insomma, a cosa serve la filosofia del diritto per conoscere il diritto, per meglio conoscerlo, insomma, certamente serve proprio qui, no? Perché questa tendenza a costruire il grande mondo mentale ci porta poi ad allontanarci dalla estrema realtà concreta del diritto. Il diritto è una cosa concretissima, è una cosa che non sta nel mondo mentale, questo è un punto molto molto importante. Quindi ci aiuta la filosofia del diritto con le sue interrogazioni, ci aiuta anche nella rievocazione diacronica della storia della filosofia del diritto. Io credo di sì, ecco, alla domanda direi che è utile anche quello, perché in effetti il percorso diacronico sulla filosofia del diritto è una storia a volte di grandi successi ma anche di grandi fallimenti, e questa è la lezione più grande per chi tende a costruire un grande mondo mentale destinato a mentire monumentalmente, no? Quindi è davvero importante questa lezione di relatività che spesso consegniamo alla storia tout court, alla storia del diritto, ma in realtà anche la filosofia del diritto la condivide molto. E poi c'è questo aspetto che io credo sia molto interessante, ma che è stato evocato dall'introduzione di Elvio Ancona quando ha citato quel passo di Cassese che sa un po' di ripensamento un pochino della scuola romana in generale, per i giuspubblicisti presenti, insomma questa è una cosa interessante, perché,
qui mi pare che siamo sulle tracce di un dibattito veramente già fatto molto tempo fa, eppure evidentemente ancora attuale. Si è discusso in modo feroce tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento se il carattere scientifico del diritto e della formazione giuridica fosse tale soltanto se, come dire, ripulito da qualunque elemento che non fosse quello tecnico-giuridico. Naturalmente qui il tecnico-giuridico veniva già descritto con una presupposizione, no? Cioè che quindi al tecnico-giuridico dovevano restare estranee cognizioni di carattere storico, filosofico, sociale in generale, no? A me viene in mente un dibattito interessante che ci fu tra Vittorio Emanuele Orlando, che è stato ricordato poco fa proprio perché citato da Cassese, e Luigi Rava, uno studioso di scienza dell'amministrazione che però si era laureato in filosofia del diritto, per quello lo cito. E Luigi Rava in realtà rappresentava la parte perdente di questo dibattito, perché poi vincerà Orlando. E Orlando dice: bisogna escludere dallo studio del diritto pubblico tutta una serie di cose, quindi la politica, le scienze sociali, queste cose la filosofia, queste cose devono essere fuori. E Rava dice: ma se noi le teniamo fuori, a che cosa le lasciamo? E si pone la domanda: le lasciamo all'arbitrio? Le lasciamo al vuoto che si riempie della forza? Le lasciamo a qualche cosa che poi non viene né ragionato né controllato? E questo è l'interrogativo, no? E alla fine di questa provocazione Rava dice: serve occuparsi anche di altre cose, ma non perché sono altre cose, perché devono stare dentro l'ambito del giuridico, senza il quale il giuridico diventa qualcosa poi di astratto, magari di perfetto, ma rischia, tornando alla suggestione di prima, di restare un mondo che mente monumentalmente, no? Distaccato dalla realtà. Questo per un giuspubblicista è importantissimo, perché naturalmente si discute di funzioni pubbliche, no? Si discute di qualcosa che deve, per definizione, no? Tanto più in una cornice di Stato costituzionale democratico, trasformare la realtà. E allora se non si capisce questo aspetto, lasciando fuori tutto ciò che pretesamente non è giuridico, allora si perde un'opportunità enorme. E questo allora si ricollega al tema della formazione, no? E non a caso Rava al tempo discuteva della formazione giuridica e rievocava un dibattito che era stato in Parlamento nel 1875, sembrano i dibattiti ai quali abbiamo assistito, dibattito in cui si discuteva se inserire nel curriculum formativo del giurista materie che venivano considerate del tutto estranee. Per esempio, il diritto dei trattati, si parlava ancora del diritto internazionale, il diritto dei trattati, per esempio, oppure la contabilità pubblica, per esempio, no? La scienza dell'amministrazione, l'economia, la filosofia. La filosofia c'era già dentro, ma veniva contestata ogni volta che si apriva questo dibattito. Quindi capite la conseguenza. Se si parte dalla posizione, no? che ho cercato di riassumere velocemente prima di Rava, per cui il vuoto poi rischia di riempirsi con l'arbitrio, allora è necessario che il giurista abbia delle conoscenze che sono diverse da quelle puramente giuridiche, ammesso che esista quel puramente giuridico, perché poi la cosa nuova che noi sappiamo oggi e che forse al tempo non potevano del tutto sapere era proprio questa, cioè il dibattito è uguale, no? Ma in realtà, e forse soprattutto alcuni studi di carattere ermeneutico hanno contribuito tantissimo a questo, in realtà noi sappiamo adesso che forse non c'è mai qualcosa di così puro, no? come potevamo immaginare. Ma visto che adesso lo sappiamo proprio bene, forse quel dibattito torna totalmente attuale e non abbiamo più scuse per fare l'errore originario, no? Quindi ci aiuta a capire meglio, certamente, ci aiuta a formare meglio, perché capiamo che non c'è quella purezza,
Aiuta nella professione, lo abbiamo detto prima, no? Citando quel passaggio sull'intelligenza, no? E farsi capire dagli altri, argomentare, giudicare, no? Chi vuole fare l'avvocato, chi vuole fare il giudice. Io direi chi vuole fare l'operatore del diritto tout court, perché naturalmente oggi, e lo sappiamo, i dati sono tra l'altro impietosi, poi magari farò un cenno in chiusura, però chiunque oggi si occupi di interpretare, applicare, trovare il diritto per una determinata soluzione concreta, non fa un'operazione isolata, non è da solo, non è mai da solo, non esiste proprio questo, no? Anzi, una delle grandi innovazioni che tra l'altro non fa altro che essere amplificata da quelle tecnologiche alle quali andiamo incontro sempre di più, è che per fare bene una cosa occorre il contributo di tante altre cose, no? Cioè che è poi coerente con l'idea delle informazioni. Più informazioni abbiamo, più riusciamo effettivamente a capire un fenomeno e a trovare una soluzione adeguata. Quindi anche chi non è avvocato, magistrato, anche chi non si dedica ad una professione tradizionale sa che ha a che fare con un contesto nel quale le competenze di relazione, dialogiche, di collaborazione, di costruzione della soluzione, di raccolta della soluzione sono fondamentali, no? E per questo è necessario come dire, un bagaglio di carattere giusfilosofico molto molto forte. A che punto è il dibattito? Ma noi sappiamo che quando recentemente si è discusso della ridefinizione delle cosiddette classi di laurea, che sono un altro documento, chiamiamolo burocratico, che ci dice che cosa si deve insegnare, per esempio, in un corso magistrale a ciclo unico di giurisprudenza per rilasciare un titolo valido e riconosciuto in tutta la Repubblica Italiana, beh, naturalmente le domande sono state tante e non è semplice rispondere a queste domande, perché noi ora adesso siamo seduti qui e discutiamo dell'utilità della filosofia del diritto. Se fossimo in un contesto di storici, discuteremmo dell'utilità della storia del diritto. Se fossimo in un contesto di costituzionalisti, discuteremmo dell'utilità del diritto costituzionale e probabilmente diremmo cose più o meno simmetriche. Perché il punto vero è come far convivere tutte queste cose armonicamente, no? E a quel punto, allora, nel dibattito la tendenza è quella naturale a pesarsi reciprocamente. Quindi, no, ma certo, ma tu naturalmente contribuisci come me alla formazione perché le tue competenze sono importanti, però quanto sono importanti? Del resto abbiamo un tempo ristretto, bisogna formarsi in un numero limitato di anni, poi certo c'è la formazione continua, non si finisce mai di studiare, no? Naturalmente, però in quel tempo predefinito bisogna pesarsi. E quindi quale peso attribuire alle diverse discipline? È qui il dibattito, no? Cioè, per chi non assiste a questi dibattiti dovete sapere che il problema è questo. A me sembra che qui stiamo facendo un passaggio interessante, però, cioè stiamo dicendo una cosa, dopodiché è difficile capire come realizzarla. Stiamo dicendo che tutti gli apporti delle discipline, tanto più abbiamo detto di quella giusfilosofica, devono essere trasversali. Cioè stiamo dicendo che non ci piace più la formazione per silos disciplinari, cioè che non ci piace più che si faccia un esame, finito quell'esame poi facciamo reset, mettiamo da parte, dopo un mese non ci ricordiamo più niente, perché tanto ci siamo talmente preparati, no, per studiare quella cosa che poi, e se dovremo studiarla in un futuro prossimo, la ristudieremo da capo, no? Quindi, cioè, è del tutto assurdo questo meccanismo. Stiamo dicendo che conta di più l'output, che contano di più le competenze, le abilità, e quindi stiamo dicendo che vogliamo vedere le diverse discipline operare simultaneamente. Questo stiamo dicendo. E stiamo dicendo una cosa importante, forse importante sul piano epistemologico, però non è così semplice, no? Lo abbiamo constatato quanto è difficile, l'abbiamo constatato perché abbiamo visto, come dire, da vicino quanto ogni disciplina tenda comunque a pesarsi, no? Se noi dicessimo che
il curricolo deve essere costruito per problemi e non per discipline. Facciamo questo, no? Perché ogni tanto questa immagine è tornata pensando che fosse la soluzione, ho capito, ma poi nel momento in cui individuiamo il problema dobbiamo scegliere chi insegna in quel contesto, non possiamo metterci 21 docenti in quel contesto, no? Perché diventa evidentemente complicato, no? Quindi c'è questa coazione a ripetere l'idea del silos anche quando l'abbiamo in qualche modo superata, e sul piano pratico si fa fatica. Però qui mi viene da aggiungere una piccola lezione che almeno penso abbiamo imparato con chi ha fatto parte e ha partecipato a questi dibattiti, che c'è un'altra variabile che rende difficile il cambiamento. La variabile è a trovare una soluzione unica, cioè la variabile è ad imporre un curricolo che sia talmente bloccato da non consentire sperimentazioni diverse. La variabile è quella di consentire che, ad esempio, a Udine o a Parma o a Reggio Calabria o a Ferrara si possano ipotizzare percorsi anche molto diversi, purché ci sia un accordo sull'output. No? Questo è un po' il meccanismo, no? Perché naturalmente una volta che abbiamo stabilito che le discipline sono importanti, no? E sono quelle, e quelle devono starci, ma tutto sommato dovremmo accettare il rischio, che naturalmente è un rischio questo evidentemente, lo è soprattutto all'inizio di questa storia, accettare il rischio che ci siano percorsi in cui alcune discipline sono più presenti, altre meno, ma che condividono in qualche modo una verifica delle competenze finale, che non è a quel punto la nostra discussione della tesi laurea, perché non può più essere questa cosa, ma deve essere naturalmente una sorta di, potremmo chiamarlo, esame di carattere nazionale, un po' simile alla tedesca, dove noi abbiamo un esame alla fine, no? Abbiamo un esame che deve testare quelle abilità e quelle competenze, e che di solito è un esame tra l'altro concreto, pratico, no? Quindi un caso, dopo si può su questo ragionare, se deve essere un caso, due casi, su questo si può ragionare, però ecco, lavorare su questa seconda alternativa, che può non rassicurare alcune discipline, no? Perché non è detto che tutte le discipline siano presenti allo stesso modo in tutti i contesti, però lavorare su questa seconda diciamo gamba del problema potrebbe in qualche modo sdrammatizzare il ragionamento sull'idea di trovare il percorso formativo perfetto. Perché? Perché anche quello mente monumentalmente, perché è una cosa astratta anche quello, e lo dobbiamo mettere alla prova. Ecco, questa è la piccola lezione che un pochino, non ho la soluzione, però ho visto che se ci si confronta troppo, ecco, sulla, come dire, priorità o sul peso specifico in astratto di ogni disciplina, non se ne esce assolutamente. Invece occorre mettere un pochino in movimento le esperienze, le comunità che in diversi luoghi progettano e cercano di preparare al meglio un giurista intelligente. E un giurista intelligente non potrà fare a meno della filosofia del diritto, come abbiamo sperimentato finora. Grazie. Bene, riprendiamo i nostri lavori e mi scuso con il professor Gentili per l'attesa di questo post break che forse è stato un po' troppo lungo. Gli do quindi la parola. Ricordo che il professor Gentili è professore emerito di diritto civile nell'Università di Roma 3, avvocato cassazionista, già presidente dell'Associazione Civilisti Italiani. Professor Gentili, a lei la parola, prego. Grazie. Al ringraziamento al professor Ancona per l'invito aggiungo anche un convinto plauso per aver proposto un tema sul quale era il momento di tornare a riflettere. Nel proporlo... Forse bisogna... Un secondo. Sì, prego. Nel proporci questo tema del rapporto tra la filosofia del diritto e gli studi di diritto positivo, il professor Ancona, nell'intento di stimolare il dibattito, ci ha sollecitati a chiederci perché
gli studi filosofico-giuridici siano importanti per la conoscenza del diritto, per la formazione dei giuristi e per la loro professione. E l'incontro sta fornendo una serie di risposte, come è giusto che sia, perché probabilmente perché di queste domande sono molti e dunque concorrono varie ragioni. Su questo punto però, per entrare nel discorso, io vorrei fare una osservazione diversamente orientata. Vorrei cioè notare che queste domande che ci sono state proposte implicano già una risposta, che cioè, quale che sia il perché, che può dipendere da molte ragioni, sia certo il che. Sia cioè certo che gli studi filosofico-giuridici sono effettivamente importanti, anzi sono addirittura necessari per i giuristi positivi. E di questa risposta dell'assoluta importanza della filosofia per il diritto, devo dire che io sono sempre stato certissimo. Per questo, come dicevo in esordio, nella mia attività di studioso ho sempre cercato di convalidare la soluzione dei problemi cui mi dedicavo sul regolo della teoria generale e più ovviamente della filosofia del diritto. Se però dovessi dire con sincerità, se anche i miei colleghi, o almeno la maggior parte di essi, delle materie positive, almeno fino a qualche anno fa, condividessero questo mio convincimento dell'importanza degli studi filosofici per la giurisprudenza pratica e teorica, sarei costretto a dirvi qualcosa di poco cortese. A mio parere no. I giuristi positivi per lungo tempo e fino ad epoca recente non condividevano affatto l'idea della necessità e importanza dell'apporto filosofico al discorso giuridico. Le citazioni erano scarse e frequentemente si notava negli studi di diritto positivo un pratico rifiuto degli insegnamenti dei maestri della filosofia del diritto, come, tanto per fare dei nomi, Kelsen, Hart, Bobbio, Gadamer o chiunque altro vogliate voi. In realtà i miei colleghi giuristi positivi pensavano, almeno in maggioranza, che gli insegnamenti di quei maestri della filosofia fossero certamente giusti, ma scarsamente pertinenti ad una soluzione che andava cercata, secondo loro, tutta all'interno del dettato legale, dell'orientamento giurisprudenziale e della dogmatica giuridica. Abbiamo sentito il ricordo del professor Carratta sulla posizione di Carnelutti. La posizione di Carnelutti è stata per lungo tempo ampiamente condivisa. Sì, sì. Ecco, io credo che questa posizione scettica dei giuristi positivi sull'importanza della filosofia del diritto, posizione scettica che io non condivido, ma che sono costretto a dire che è stata molto diffusa, oggi sia destinata a mutare, e forse stia già mutando, e che lo sia in conseguenza di un mutamento nella condizione del giurista che deriva da una trasformazione generale dell'ordinamento giuridico. Una trasformazione che tutti possiamo constatare e che impone oggi di introdurre nell'analisi del caso la considerazione delle categorie filosofiche, pena l'assoluta gratuità della soluzione adottata. Vorrei quindi intrattenervi brevemente su questa differenza di sistema che si sta profilando nella scienza giuridica, indipendenza dei mutamenti dell'ordinamento. Si dice un'ovvietà osservando che l'arretramento della filosofia giuridica negli studi di diritto sia stata una conseguenza del positivismo giuridico. In epoca giusnaturalistica è ben noto il contributo di un Grozio, di un Leibniz, di un Kant, di un Hegel, sempre per fare soltanto dei nomi. Non era certo meno importante di quello di un Pufendorf, di un Domao o di un Potier.
In realtà è solo con il consolidarsi della giurisprudenza pratica e teorica come arte di applicare al caso un dettato legale che il profilo filosofico arretra. Dovremmo chiederci però come mai alla prima scontata fase inevitabilmente esegetica che è seguita all'approvazione dei codici non è poi succeduta una fase di analisi filosofica delle scelte legislative, e non solo del loro che, cioè di quale tipo di scelta era stato fatto, ma anche del loro come, cioè di come questa scelta era stata adottata. O per essere forse più precisi, come mai questa fase di analisi filosofica delle scelte legislative, che pure c'è stata e è con contributi di grande valore, non ha avuto dai giuristi positivi del secondo Ottocento e dei primi tre quarti del Novecento la stessa attenzione di cui godeva in precedenza? Ecco, io penso che scusatemi, io penso che la risposta a questa domanda sia di tutta evidenza. Non si è avuta la stessa attenzione ad un'analisi critica delle scelte legislative fatta in prospettiva filosofica per la semplice ragione che la giurisprudenza teorica, sulla base del dictum legale, si è formata un suo proprio impianto concettuale, e questo impianto concettuale sostitutivo della filosofia del diritto è la dogmatica, intesa non come si può giustamente intenderla oggi come il rigore del ragionamento, ma intesa nel senso più stretto come compendio di dogmi assoluti e indiscutibili. I dogmi hanno preso il posto dei concetti e la dogmatica ha preso, fino ad un'epoca relativamente recente, il posto della filosofia. Per converso, la filosofia, di fronte a questa evoluzione, salvo apprezzabili eccezioni naturalmente, che ha fatto? Si è ritratta a discutere questioni molto astratte, questioni che erano più etiche o politiche che strettamente giuridiche. Delle questioni che il giurista medio, a torto magari, ma ha finito per ritenere del tutto ininfluenti. Nasce di qui il rozzo pregiudizio che, con un certo dispetto, sentivo ripetere quando era agli esordi dei miei studi, secondo il quale la filosofia del diritto è quella cosa con la quale o senza la quale tutto resta tale quale. C'è stato un vero e proprio divorzio tra filosofia e diritto positivo. E come spesso accade in questo genere di cose, le colpe, mi pare, si dividono. Rozzezza e ignoranza da parte di tanti giuristi positivi, innamorati dei loro fragilissimi dogmi. Dogmi fragilissimi perché basta un'analisi anche poco attenta per constatare, sempre per dire, sempre per fare esempi, che il negozio giuridico non è sempre un atto di volontà, che la proprietà non è sempre un diritto pieno ed esclusivo, che la base del risarcimento del danno non è sempre la colpa. Però, mi si perdoni questa franchezza, le colpe non sono solo dal lato dei giuristi positivi, qualche colpa sta forse anche dal lato della filosofia, o almeno della filosofia di una certa epoca, colpevole secondo me di una certa vacuità. Perché, mi spiego con un esempio ancora una volta, la rara citazione, per fare un nome, di un Capograssi, reperibile per fare un altro nome in un Santoro Passarelli, non poteva che essere meramente esornativa. Ma infatti che altra funzione oltre quella esornativa potrebbe avere per i problemi dell'obbligazione o del contratto o dell'illecito un discorso filosofico sulla scienza, la vita, l'esperienza? Per fortuna, con il passare del tempo, questa situazione è radicalmente mutata. È mutata anzitutto dal lato della filosofia. Il giusrealismo nordamericano e scandinavo ha fatto giustizia degli inconsistenti dogmi tanto cari ai positivisti. L'ermeneutica ha mostrato che quei dogmi non hanno altra consistenza che la loro storia.
E l'analisi del linguaggio ha insegnato non soltanto a vedere criticamente i dogmi, ma soprattutto a comprendere che in essi erano intrinseche malattie del linguaggio che si potevano dissipare distinguendo il nucleo logico che c'è quando c'è in quei dogmi e che ha tenuta, da tratti che sono soltanto accidenti storici defettibili. Alla lunga questa pressione concettuale dei nuovi studi filosofici ha fatto breccia e oggi della tradizionale dogmatica praticamente negli studi di diritto positivo non resta più nulla o quasi, perché gli stessi giuristi positivi nei tempi odierni scrivono con disprezzo della dogmatica, moltissimi, e la tacciano di puro, quieto formalismo inutile. Poi la situazione è mutata dal lato del diritto positivo. Le decodificazioni prima, il diritto speciale dei settori poi, quindi l'esplosione del diritto vivente di matrice giurisprudenziale di contro al diritto vigente di matrice legislativa. Infine la diffusione del diritto europeo, che per sue ragioni politiche è completamente avverso ai concetti ed è fatto solo di policies, hanno insegnato ai giuristi che il cosiddetto ordinamento giuridico, al quale tutti sempre si riferivano, è tutt'altro che un ordo ordinatus. E se vuole essere almeno un ordo ordinans, deve fare appello a una ragione critica. Ma chi può fornire una ragione critica? Una ragione critica di cose come la norma, l'atto, l'illecito, la sanzione, l'interpretazione, la validità e quant'altro. Solo la filosofia del diritto. E quindi oggi chiunque riconosca che il diritto è un discorso su chi può o deve fare cosa, pena la coazione, riconosce che sì, sono ancora le leggi probabilmente a fornirne il mutevole lessico, ma è la filosofia e la teoria generale del diritto che ne forniscono la grammatica, la sintassi, la semantica e la pragmatica. E bisogna anche ammettere che senza questa grammatica, questa sintassi, questa semantica e questa pragmatica non si fa un discorso scientifico sul diritto, si fa chiacchiera. Purtroppo però una cosa è ammetterlo e un'altra cosa è praticarlo. E anche qui questo stentato incontro tra filosofia e diritto deriva da colpe che mi pare si dividano. È tuttora valida l'osservazione di Bobbio che a molti giuristi positivi, la filosofia del diritto appare una macchina cui costo supera il rendimento. Mi spiego per l'ennesima volta con un esempio. Se un civilista si mette a studiare la clausola penale, gli pare un fuor d'opera inerpicarsi in abiscibus sulla teoria della sanzione giuridica. A che può servire, si domanda, per stabilire se sono ammissibili le pene private, se la penale è riducibile, in che misura è riducibile? Sbaglia, perché in realtà è proprio dalla teoria della sanzione giuridica che deriverebbe la ratio e il limite di questa pena privata, i limiti in cui è ammissibile o esorbitante, e allora la disciplina, per esempio, della sua riducibilità. Ma tutto questo, forse per pigrizia, forse per prevenzione, rischia di sembrargli estraneo, di sembrargli troppo complesso per il risultato che persegue. Per contro, oggi mi sembra più valida che mai, nel nuovo assetto dell'ordinamento, la constatazione che una soluzione del problema giuridico dettata solo dal frammento normativo da un lato e dalle propensioni dell'interprete dall'altro è contemporaneamente opaca e arbitraria. Un diritto vivente che sia rimesso alle mode del momento, un diritto europeo che sia rimesso alle preoccupazioni del momento, siamo sinceri, non valgono molto di più dal punto di vista scientifico di una soluzione giuridica che fosse affidata a un tiro di dadi. Serve un incontro, serve un nuovo, completo incontro tra filosofia e diritto positivo. Ma è possibile? Io credo di sì.
Da una parte, che è la parte dei giuristi positivi, facendo leva sulla profonda nostalgia che essi hanno del sistema. Oggi tutti si accorgono che il sistema è scomparso, perché forse non c'è nemmeno mai stato. La filosofia del diritto qui è in grado di offrire qualcosa che è anche meglio del sistema, perché è in grado di offrire una logica che, anche prescindendo da certe costruzioni concettuali mastodontiche quanto dubbie, caso per caso orienta l'interprete verso la soluzione che fra più possibili appare meglio giustificata. Dall'altra parte, che è ovviamente quella dei teorici del diritto, è molto utile che si diffonda quella letteratura che, fornendo esempi di casi concreti trattati e risolti con l'uso delle nozioni di teoria generale, dimostra come, riprendendo le parole di Letizia Gianformaggio che Vito Belluzzi citava in esordio, la filosofia sia dentro e non accanto alla questione giuridica. Perché? Perché può indicare come certe soluzioni proposte dal diritto vivente o dalla letteratura specialistica possano essere selezionate in termini di loro tenuta razionale, privilegiando come corretta solo quella che sequitur e che rende intera ragione di sé. Questo incontro sta avvenendo e io auspico che divenga completo, divenga un abbraccio. Aristotele, ed io con lui per il poco che vale la mia opinione, riteneva che il diritto sia intelligenza senza passione, ma anche la filosofia, a ben vedere, è intelligenza senza passione. E allora, almeno sotto questo profilo, sono la stessa cosa, e dunque devono stare insieme, perché nessuno può fare a meno di sé. Grazie. Grazie professor Gentili per questo bellissimo affresco che ci ha fatto in chiave diacronica sul rapporto tra filosofia e diritto positivo, e personalmente condivido integralmente poi i suoi auspici finali. È vero, i giuristi positivi hanno nostalgia del sistema, io personalmente ne ho molta nostalgia. E penso anche che la teoria del diritto debba stare dentro la questione giuridica, e tra l'altro non è un caso, su questo ho avuto occasione di riflettere proprio anche con i colleghi filosofi, quindi pertinente in più occasioni. Dicevo, non è un caso che l'irruzione del digitale, dell'intelligenza artificiale, che un po' riguarda tutte le branche del diritto, se si vuole affrontare in modo serio, deve essere affrontata proprio partendo dalla teoria generale, cioè da lì bisogna ripartire per ripensare gli istituti giuridici tradizionali che vengono ora sottoposti alla sfida della digitalizzazione intesa in senso lato, insomma come avvento delle ICTs. Bene, grazie quindi per queste suggestioni. Ora è la volta del professor Ludovico Mazzarolli, professore ordinario di diritto costituzionale pubblico presso il nostro dipartimento, di cui è stato direttore, ma è stato anche vicepreside dell'allora facoltà di giurisprudenza, al quale cedo molto volentieri la parola. Molte grazie alla professoressa D'Orlando. Non è facile intervenire a questo punto della giornata dopo aver sentito interventi del livello che abbiamo potuto tutti ascoltare. L'unica cosa che so per certo, contrariamente ad altri che hanno parlato prima di me, è la ragione per la quale sono qui. Sono qui perché insegno a Udine da un quarto di secolo, ma soprattutto sono qui perché sono amico personale di Elvio Ancona, il quale mi ha invitato conoscendomi meglio di quanto conosca altri. È amico e collega di tanti anni, a partire da quelli dei nostri comuni studi universitari in quel di Padova, nostra città comune di origine, diciamo qualche mese fa. Credo di essere a questo riguardo forse il primo con cui Elvio ha parlato della sua idea di questo convegno. E fin da subito questa idea mi è apparsa molto stimolante, gli ho dato ragione.
l'ho incentivato a darsi da fare per organizzare questa giornata e oggi do ragione a me stesso, ho fatto benissimo. Però vorrei aggiungere il fatto che il professor Ancona, oltre ad aver voluto un incontro di questo livello nella sua sede di insegnamento, è portatore anche di un profondo disagio e di una profonda amarezza in relazione a come viene trattata la filosofia del diritto in certe sedi universitarie, almeno. La ragione per la quale ci chiede di riflettere sull'importanza della filosofia del diritto nei nostri studi di diritti diversi perché la filosofia è diritto, è data dallo sconforto di vedere come noi viviamo in un'epoca in cui per qualcuno ci sono studi di serie A e studi di serie B. La cosa in relazione alla quale noi dobbiamo domandarci tutti se ha ragione o no è che tutti quelli che studiano diritto, qualunque tipo di diritto, studiano qualcosa di serie B per qualcun altro. Perché questa è l'epoca delle materie che portano denari all'università e se portano denari all'università bisogna garantire finanziamenti e posti. Se non portano denari all'università, ma portano intelligenze, idee, metodi per discutere, tendenzialmente gli apparati di governo dell'università le trattano tutte nella materia di serie B. Quindi l'amarezza di Elvio è condivisa dal sottoscritto. Lui si riterrà anche materia B2, ma non dubiti che tutti noi ci riteniamo materia B1 più verso il B2. Quindi è un male che ci accomuna tutti. Perché io non ho mai dubitato dell'importanza della filosofia del diritto in relazione allo studio del diritto pubblico e costituzionale, che sono le materie di cui mi occupo? Credo di aver avuto una fortuna in questo. La fortuna è la formazione classica, al tempo in cui al classico si insegnava la filosofia, che consentiva nel primo anno di giurisprudenza di riprendere cose già sentite, non di arrivare in un mare di novità totale e assoluta. Sarà per il tipo di studi che io e lui, con due professori diversi, tra loro non particolarmente legati, abbiamo studiato filosofia del diritto negli anni 80, lui credo che abbia seguito i corsi di Gentile, io ho seguito i corsi di Cavalla, e vi assicuro che era un gusto vederli parlare tra di loro, allievi dello stesso maestro, ma radicalmente posti su fronti diversissimi. E poi ho la formazione personale, che è quella che mi è stata trasmessa dai miei 3 maestri. Sono Livio Paladin, Sergio Bartole e lo metto per ultimo, per ragioni ovvie, mio padre. Mio padre che per tutta la vita ha cercato legame più che con i suoi colleghi di materia, con gli studiosi di storia e filosofia. Era amico di Sergio Cotta e quando io ho manifestato l'idea di affrontare gli studi di giurisprudenza mi ha dato in mano le opere di Cotta, ha detto se riesci a leggere questi, se ti piace leggere questi, vai avanti. Se rifiuti questo sistema e questo metodo, lascia perdere e cambia facoltà. E quindi quando io insegno, e insegno da 25 anni una materia del primo anno e una del secondo anno, non avendo mai voluto lasciare quella del primo anno, l'anno prossimo naturalmente riformando il sistema mi costringeranno a lasciare le mie matricole. E io non ho potuto mai fare a meno, né voluto mai fare a meno, di seguire un approccio che ha a che fare strettamente con la filosofia del diritto. E non ho mai voluto farlo, né potuto farlo, nella convinzione che chi poco pratica la filosofia in generale e la filosofia del diritto in particolare, o che chi poco ne sa, e peggio ancora chi la snobba, non può essere un buon giurista. Non vi dico niente di nuovo perché è già stato detto. Il giurista completo non può prescindere dagli studi della filosofia del diritto, non per niente. Ve la ammanniscono in primo anno. E non per niente in primo anno si comincia con la storia, si comincia con la filosofia, cioè si comincia con materie che non sono né di diritto pubblico né di diritto privato. Poi si passa al privato, poi si passa alle istituzioni di pubblico, nelle università in cui si studia le istituzioni di pubblico. Tra l'altro, ripeto, è un quarto di secolo che insegno qua.
è un quarto di secolo che insegno qui da ordinario. Prima ho fatto supplenze di cosa? Di istituzioni di pubblico. E le ho fatte sia in facoltà di scienze politiche a Padova, sia in quella che allora era ancora la facoltà di Magistero a Trieste, nello stesso posto in cui avevano insegnato le istituzioni di pubblico il mio maestro Paladin a Trieste e mio padre a Padova, cominciando sempre tutti da scienze politiche e o da Magistero, perché a Trieste scienze politiche non c'era. E quando io devo parlare con le matricole, e il mio è il primo insegnamento pubblicistico che loro affrontano, che cosa gli insegno come primo insegnamento di diritto pubblico? Beh, devo partire dai concetti di regola giuridica, di ordinamento giuridico, di Stato, di forme di governo, di cosa si intende parlando dei tre poteri dello Stato, quali sono i rapporti tra questi tre poteri, come dialogano e come si atteggiano l'uno nei confronti dell'altro, di qual è il limite all'esercizio del potere, di cosa vuol dire rappresentanza, di cos'è il circuito rappresentativo, di che rapporti sussistono tra la maggioranza e la minoranza, del fatto che la maggioranza in un ordinamento che si pretende democratico non vuol dire poter decidere tutto, vuol dire incontrare dei limiti fissati per arginare il potere della maggioranza, dei limiti che sono di più e diversi rispetto a quelli che riesce a porre la minoranza all'azione della maggioranza, perché sono limiti codificati in una Costituzione che vale per chiunque un giorno possa diventare maggioranza. Devo parlare di un po' di storia del diritto, devo spiegare perché si passa attraverso l'esperienza del Novecento dei regimi totalitari, come se ne viene fuori, che cosa hanno insegnato quei regimi e che cosa insegna il post quei regimi in maniera tale da non rischiare di tornarci più. Come faccio a fare tutte queste cose se non partendo dai concetti propri che mi ha insegnato la filosofia del diritto? E solo una volta che ho insegnato queste cose posso portarmi gli studenti in secondo anno a fare costituzionale, dove mi ritaglio lo studio delle fonti del diritto e lo studio della giustizia costituzionale. Ma lo studio delle fonti del diritto in un ordinamento come quello italiano non può essere insegnare quali sono le fonti, non ne andiamo fuori. Abbiamo un legislatore e un esecutivo che producono fonti in un numero assurdo e quindi insegnare le fonti non vuol dire raccontare quelle che ci sono, per due ragioni. Primo, perché posto il numero non lo può fare nessuno, e secondo, perché quando anche si potesse lo potrebbe fare qualunque studente del terz'anno che sappia spiegare la legislazione. Ma legislazione e fonti sono due concetti molto diversi. Perché? E in che termini? Solo nei termini in cui si riesca a fare un sistema delle fonti. E di nuovo, per fare un sistema delle fonti, io dalla filosofia del diritto e da quello che ho imparato studiandola, non posso prescindere. Per me, pubblicista, addirittura, e riprendo quello che è stato detto dai colleghi durante la giornata, l'uso della filosofia del diritto non è argomentazione, non è solo argomentazione, non è solo interpretazione, non è solo ermeneutica. Viene prima di tutto questo. La devo usare prima di tutto questo per formare matricole. Diciamo, per tornare a un'espressione già usata, non è neanche la cassetta degli attrezzi, sono gli attrezzi. Sono gli attrezzi con cui mi costruisco la cassetta, con cui poi costruisco un sistema. Quindi viene addirittura prima di tutto questo per uno che ha il primo confronto con le matricole. Certo, ci sono colleghi che insegnano le mie materie che rifiutano l'insegnamento della filosofia del diritto, non la vogliono insegnare, non ne vogliono sentir parlare. Non credo lo facciano per appropriarsi di qualcosa che non è loro. Non è questo il punto. Io temo che lo facciano per la paura o nell'errata convinzione che lo studente non si appassioni al diritto pubblico se non perché lo considera una spiegazione
pur in punto di diritto, di quello che è aderente alla realtà che lo circonda. Mentre citare filosofi del 600, del 700, dell'800, del 900 rischierebbe, secondo questi miei colleghi, di annoiare lo studente. Io questo rischio non lo vedo. I filosofi li cito continuamente, gli studenti non si spaventano di queste citazioni, basta andare con moderazione, e non mi faccio mai prendere dalle manie sociologiche e politologiche che dalla fine degli anni 60, di nuovo, visto quello che ci hanno raccontato tutti con riguardo all'inizio del Novecento, che dalla fine degli anni 60 hanno condizionato e trasformato un po' tutti i campi del sapere, fino a portare Cassese a dire quello che ha detto da poco e che non avrebbe detto, ve lo assicuro, 20 o 30 anni fa. Credetemi sulla parola. È un Cassese che torna sui suoi passi e che, diciamo così, nell'età matura, abbastanza matura, si ripensa e ripensa a se stesso alla luce delle novità di questi ultimi anni rispetto a quelle degli anni precedenti. È solo chiarendo l'intreccio che c'è tra storia e filosofia del diritto e diritto oggettivo che io posso portare uno studente non a imparare, magari pessimo a memoria, ma a capire la ragione di essere del diritto oggettivo. Lo strumento della comprensione sta in elementi che ci insegna la filosofia del diritto. Avevo scritto una lunga pappardella che vi risparmio, ma io non posso spiegare il concetto di stato assoluto senza parlare di Hobbes. Farei ridere a me stesso. Di cosa gli parlo? Gli cito Hobbes. Nel Leviatano c'è tutto. C'è tutto perché Hobbes lo stava guardando, lo stava vedendo, e come noi descriviamo il diritto oggettivo, lui descriveva lo stato assoluto. E ancora di più, sarà perché sono liberale e poco assolutista, e ancora di più sto discorso vale per Locke, quando devo spiegare il passaggio dallo stato assoluto allo stato, diciamo, prima illuministico e poi liberale. Cioè, senza Locke non se ne va fuori, e in Locke c'è già tutto, e Locke ha un merito in più di Hobbes. Non guarda solo quello che ha intorno, prevede. Perché Locke scrive 11 anni dopo Hobbes, non 150, ma parla di cose che si verificheranno di lì a 150 anni. Ma se uno non legge Locke e non legge i concetti elaborati da Locke, non capisce nulla della rivoluzione americana. O meglio, capisce la rivoluzione americana e i concetti della rivoluzione americana come se fossero un quid nato dal niente, mentre sta già tutto nell'elaborazione filosofica del pensiero di Locke. Ma ancora di più, quando oggi un mio studente, perché hanno la fortuna di viaggiare più di quanto abbiamo avuto la fortuna di viaggiare noi ai nostri tempi, va negli Stati Uniti e ci passa un periodo di studio, e durante il periodo di studio negli Stati Uniti gli fanno vivere a modo loro la festa del ringraziamento, o vede in televisione presidenti statunitensi che è abituato a conoscere, gli ultimi, Clinton, Obama, Biden, Trump, Trump, e quando vede che questi risparmiano il tacchino il giorno prima della festa di ringraziamento perché lo graziano, se questo studente non ha alba dei pellegrini del Mayflower, non ha alba del perché partono, non ha alba di per cosa si aspettano arrivando, non ha alba del perché cercano di fondare una società diversa da quella che lasciano, fondata sui concetti di Locke, se non sa niente di tutto questo non sa neanche perché festeggia, e non sa neanche perché mangiano il tacchino, e perché quel giorno l'università è chiusa. E quindi è sempre in concetti che ci sono già che io posso spiegare anche l'aderenza ai fatti di oggi. Perché quando parlo di sovranità come elemento costitutivo dello Stato e parlo a uno studente della sovranità esterna e della sovranità interna,
e gli spiego cos'è la supremazia e gli spiego cos'è l'indipendenza. Gli sto spiegando di nuovo Hobbes, vero? La difesa affidata a uno dai torti reciproci e dalle aggressioni esterne. E i torti reciproci vuol dire supremazia, difesa dai torti reciproci vuol dire supremazia, difesa delle aggressioni esterne vuol dire indipendenza. È un Hobbes ripreso da Locke in questo, ma si finisce sempre là. Devo avviarmi alla conclusione perché il tempo passa. Basta leggersi il proclama di Washington del 1789. Codifica il Thanksgiving Day, ma parla di una forma di governo che serva alla sicurezza e alla felicità dei consociati. E basta leggere 3 anni prima la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti per trovare Costituzione italiana, principio di uguaglianza, inalienabilità di alcuni diritti. Il primo tra i diritti inalienabili è il diritto alla vita, che in Costituzione da noi non c'è, ma che la Corte ha detto essere il primo tra i diritti inalienabili, la libertà e il perseguimento della felicità, che è un bel discorsetto che oggi va per la maggiore. Peccato che oggi col concetto di perseguimento della felicità i più pensino di riferirsi a qualcosa che ogni soggetto cerca per se stesso quando si autoritiene libero di fare quello che gli pare. Mentre la ricerca della felicità non ha niente a che fare con questo, perché va inserito in un discorso che riguarda una societas, e la ricerca della felicità è compiuta all'interno della societas, se no si chiama anarchia a casa mia. E poi potrei andare avanti. Senza capire Rousseau e la sovranità popolare di Rousseau, io è inutile che spieghi l'articolo 1 della nostra Costituzione. Perché se lo leggono come gli insegnano in televisione, leggendo le norme a pezzetti, e la sovranità appartiene al popolo, oh che bello, e quindi è Rousseau, risposta neanche per idea, perché c'è una virgola con un ma dopo, grande come una casa. La sovranità appartiene al popolo se la esercita nelle forme e nei limiti di una carta costituzionale codificata. E a cosa servono quelle forme e quei limiti? A limitare il potere della maggioranza, perché la maggioranza non deve poter tutto, perché sennò diventa totalitarismo. I limiti al potere della maggioranza servono, che sia l'una o che sia l'altra, che si alterni, bisogna che ci sia l'alternanza e che tutte e due le maggioranze che si alternano trovino gli stessi poteri. Allora arrivo, e veramente chiudo, alle righe che scriveva Santi Romano nelle sue prolusioni del 9 e del 17 a cavallo della Prima Guerra Mondiale, a Pisa, in omaggio alla nostra collega, e a Firenze. E Santi Romano parla della crisi dello Stato, quale il suo? È lo Stato pre-Stato sociale, e ne avverte la crisi un po' perché sente già i venti del totalitarismo, ma un po' con un discorso che io potrei rifare oggi. È un'eclissi, quella dello Stato, che di giorno in giorno diventa più intensa, in modo che potrebbe essere non del tutto superstizioso il trarne non lieti presagi. Possiamo ripeterlo oggi come lo scriveva lui nel 1917. C'è tutto un movimento che mira a scalzare non la formula scientifica che definisce lo Stato moderno, ma le basi stesse su cui poggia il suo principio sostanziale. E se non si legge Santi Romano, che fa il filosofo del diritto, non si capisce Habermas, che nasce 10 anni dopo il secondo degli scritti di Santi Romano, e che analizza lo Stato che sta cambiando e sta diventando Stato sociale, e che lo analizza sulle crisi anche dello Stato sociale, introducendo per esempio una filosofia del linguaggio che prima non esisteva. Io di tutte queste cose non posso non parlare, perché lascerei gli studenti con dei vuoti o con degli apriorismi che non si possono spiegare. Le riforme, battuta finale. Kuhn, Hamburg, VQR, eccetera, sono cose che riguardano noi colleghi, per le quali scuotiamo il capo tra di noi.
Io credo che bisogna essere capaci in talune circostanze anche di tornare indietro. E la rincorsa ad andare avanti sempre per forza e su tutto spesso si rivela sbagliato. Non è l'insegnamento per casi la soluzione a quello che stiamo cercando. È l'insegnamento di un sistema che consenta di individuare i casi. Se no i casi si individuano a caso. E se i casi si individuano a caso, tanto vale non insegnarli allo studente. Dietro c'è il sistema. L'internazionalizzazione non vuol dire insegnare in inglese la storia del diritto romano, perché è la cosa più stupida che si possa fare. Sarà l'inglese che si mette a imparare l'italiano se vuole studiare la storia del diritto romano. Idem per certi filosofi del diritto. Non è aumentando il numero delle ore dei corsi solo perché abbiamo troppi docenti e non sappiamo cosa fargli fare, che faccio il bene dello studente. È riclaribrare tutto, come diceva Fulvio Cortese prima. Ed è un po' anche la filosofia del diritto che mi insegna una cosa che dico agli studenti il primo giorno di lezione, che è il metodo di dubitare sempre di tutto. Non mi invento niente. A loro leggo Iemolo perché è più elegante, ma potrei leggere il Cartesio e sarebbe la stessa cosa. Grazie. Ringrazio anche il professor Mazzarolli che, devo dire, suscita in me molti spunti, ovviamente tutti adesivi, anche perché la nostra formazione ha avuto vari momenti di intreccio e di incrocio, per cui possiamo dire che abbiamo un humus molto molto comune. Bene, è ora la volta del professor Baldassarre Pastore, che è professore ordinario di filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara ed è presidente della Società Italiana di Filosofia del Diritto. Prego. Grazie. Ringrazio in primo luogo Elvio Ancona per averci dato questa opportunità, questa occasione per riflettere, colleghi e colleghe, su tematiche che, pensarci bene, hanno a che fare in primo luogo con il tema della filosofia del diritto, ma il nocciolo è quello del ruolo della formazione del giurista e del lavoro del giurista. E in questo senso, ripeto quanto detto, io come filosofo del diritto dico sempre sono un giurista filosofo del diritto. Un discorso della specificità della disciplina, dell'autonomia della disciplina è qualcosa che non credo debba riguardarci. Dopodiché sono state ricordate le vicende storiche della filosofia del diritto, in Italia almeno, le contrapposizioni, l'atteggiamento scettico dei giuristi e l'atteggiamento pretenzioso, un po' indifferenza di una parte dei filosofi del diritto, almeno insomma negli anni 20, prima ancora e poi. Io cercherò di rispondere alle 3 domande che sono state formulate dal professor Ancona. Facendo questa notazione, un ruolo che la filosofia del diritto, Ludovico Mazzarolli facendo riferimento alla sua esperienza didattica, ha evidenziato, una dimensione centrale nella formazione del giurista, nello studio giuridico, è quella della presenza delle dottrine giuridiche, politiche, filosofiche, nella conformazione del diritto. Il nocciolo è questo, no? Quello che questo è un aspetto che a noi filosofi del diritto è assolutamente congeniale. È assolutamente congeniale. Questa è una dimensione ineliminabile, cioè i modi di considerare il diritto o le questioni che hanno a che fare con l'ambito della sfera pratica, diciamo così, etica, politica, eccetera, sono questioni che entrano dentro l'attività di conoscenza del diritto stesso. Dunque la prima questione era questa. Il diritto non è formato da un legislatore o dai legislatori, il diritto è anche il risultato dell'attività di riflessione, di costruzione concettuale che giuristi, filosofi classici ed altri hanno fatto nella elaborazione del discorso giuridico. Quindi il discorso giuridico è questa dimensione di formazione legata anche alle concezioni che abbiamo, le dottrine, diciamo così. Dunque, da questo punto di vista il problema della conoscenza del diritto è un problema rilevante, ma l'altro aspetto, oltre a questo, l'aspetto
performativo, direi quasi, che il linguaggio ha rispetto giuridico, filosofico, ha nella costruzione del diritto. L'altro aspetto è la peculiarità del sapere giuridico. Il sapere giuridico, è stato citato Aristotele, il sapere giuridico non è un sapere teoretico, è un sapere pratico. E in Aristotele la dimensione del sapere pratico è la dimensione della conoscenza per agire. La conoscenza giuridica è una conoscenza pratica. È una conoscenza pratica anche quando a praticarla è il giurista teorico, è il giurista accademico, è lo scienziato del diritto. C'è sempre questa dimensione assolutamente rilevante nel mondo giuridico. E questo è un aspetto che per certi versi in alcuni ambiti e per certi momenti si è un po' offuscato, è venuta meno. Credo che oggi ci troviamo di fronte ad una ripresa di questa dimensione del carattere pratico, della conoscenza giuridica come conoscenza pratica. Pratica che non è la conoscenza dell'azione, ma è la conoscenza per l'azione e dunque per la decisione, le sue diverse manifestazioni che nel mondo giuridico prende, del giudizio, legato all'ambito del ragionamento e dell'argomentazione. L'altra questione, quindi alcune battute sulla conoscenza, diciamo così. Dopodiché, rispetto al problema della conoscenza, dobbiamo riconoscere anche che è il diritto stesso a essere in qualche modo sorgente della riflessione filosofica. Questo è un altro dato rilevante, spesso ce lo dimentichiamo, ma voglio soltanto qui ricordare un libro di Luigi Caiani, La filosofia dei giuristi italiani, del 1955, ripubblicato meritoriamente da Roma 3. Caiani era allievo del professor Opoker, noi qui abbiamo conosciuto, almeno alcuni abbiamo conosciuto, perché io ho fatto il dottorato a Padova. Grande amico di questo libro che cosa ci dice? A parte che è una ricostruzione formidabile delle vicende a cui i colleghi avevano fatto riferimento, del conflitto, diciamo così, la dimensione conflittuale dei giuristi e filosofi del diritto, ma 2 capitoli di questo libro sono dedicati a 2 grandissimi giuristi italiani, cioè Emilio Betti e Tullio Scarelli. E lì noi abbiamo nell'analisi di Caiani una, diciamo così, bellissima ricostruzione a partire dal lavoro di 2 giuristi, Dunque l'impegno della filosofia del diritto sarebbe anche, secondo me, in questa direzione, di studiare quello che i giuristi fanno, cioè i giuristi di diritto positivo, ecco, non soltanto, diciamo, e questo è un aspetto che Caiani, alcuni sappiamo, si conosce la questione di vicende personali di Caiani, non continuò su questo discorso, eccetera, però è un problema che è secondo me rilevante in questo senso. Altra questione, passo alla seconda domanda che Elvio poneva. La seconda domanda è quella relativa al ruolo, sono importanti gli studi di filosofia per la formazione del giurista, dunque per la formazione dei giovani. E questo è un aspetto rilevante da prendere in considerazione. Io apro sempre il mio corso di primo anno di filosofia del diritto facendo riferimento a un discorso che ricostruisco prendendo come punto di riferimento alcune pagine di Manuel Atienza, che è un filosofo del diritto spagnolo. Quindi dice, ma che cosa fanno i filosofi del diritto? Cosa fa la filosofia del diritto? Soprattutto a cosa serve un corso di filosofia del diritto o i corsi, li facciamo al primo anno, li facciamo negli anni successivi. Ebbene, io sono d'accordo sull'idea che un corso che abbia a che fare con il ruolo della filosofia del diritto nella formazione dei giovani, di questo sto parlando, dovrebbe essere concentrato su alcune questioni, che sono questioni rilevanti, che possono essere affrontate diversamente. Vito Belluzzi giustamente parlava della pluralità degli approcci che riguardano ciascuno i nostri studi, diciamo così, però insomma i temi sono quelli. Uno, il primo tema è quello legato al fatto perché c'è il diritto, perché c'è la giuridicità, perché nell'esperienza umana c'è questa dimensione come modalità tipica appunto dell'agire umano. Quali sono gli elementi che caratterizzano il diritto? Quali sono gli elementi fondamentali, gli elementi che sono propri del discorso giuridico? Che cosa si intende per diritto valido? Noi facciamo riferimento allo studio del diritto positivo. Il sottofondo del mio discorso, il presupposto del mio discorso è che come filosofi del diritto ci occupiamo del diritto positivo. E interpretazioni del diritto naturale sono funzionali sempre alla dimensione legata al diritto positivo.
Dunque, l'altra questione è quella del diritto valido. Come vanno trattati i limiti fra ciò che è diritto e ciò che non è diritto? Sono domande che sembrerebbero un po' così, però evidenzio soltanto questo punto. La differenza tra ciò che è diritto e ciò che non è diritto è, nei contesti altamente pluralistici come sono i nostri, un problema assolutamente centrale. Ha a che fare col pluralismo culturale, ha a che fare con altre categorie della normatività. Pensa alle normatività economiche, pensa alle normatività informatica, digitale, tecnologica, come vogliamo chiamare. E questo è un problema che riguarda i giuristi, o in questo senso, in questo mio discorso, i giovani che diventeranno giuristi. Altra questione. Che relazione ha il diritto con la morale e con la politica? Questo è un altro tema centrale, rilevante. Il tema delle dottrine politiche, delle dottrine filosofiche incide da questo punto di vista. Quali sono le funzioni che il diritto svolge? Perché questa è un'altra domanda centrale in generale della riflessione filosofico-giuridica. Quali sono gli obiettivi del diritto? Si faceva riferimento un po' prima al tema della giustizia, per esempio. Giustizia entra dentro la definizione del diritto, è un bene interno, è un bene esterno, il diritto, per esempio. Queste sono questioni, problemi che sono di assoluta rilevanza. Altra questione. Come può essere conosciuto il diritto? Il problema della conoscenza del diritto. Il problema della conoscenza del diritto qui va vista in una dimensione che è quella della scienza giuridica. Quali sono le istanze metodologiche, le istanze epistemologiche, la dimensione argomentativa della scienza giuridica e anche i problemi legati alla crisi della scienza giuridica, perché anche qui se ne è parlato, si parla di sistema, molti colleghi e le colleghe hanno fatto riferimento alla parola sistema, ma dov'è il sistema? C'è il sistema? Il problema di una riflessione critica sul diritto, e questa è un'altra dimensione centrale della filosofia giuridica, è quella di riflettere anche su questi concetti che sono dati per scontati, ma in effetti non lo sono. Mazzarelli ha fatto riferimento un po' alla crisi delle fonti, al problema delle fonti. Tutta la tematica delle fonti, no? L'esplosione, la frammentazione, la distrutturazione, detipizzazione delle fonti del diritto, vanno in questa direzione. Come qualcuno ha detto, un tuo collega, Antonio Ruggeri, parliamo di un sistema asistematico, no? Il paradosso del sistema asistematico. Questo è un problema su cui i giuristi positivi riflettono, ma anche noi è bene che si rifletta su questa cosa, con i presupposti appunto metodologici e epistemologici che ci stanno dietro. Altra questione rispetto a qualcosa di importante dal punto di vista della formazione del giovane giurista. Quali sono, come si configurano le operazioni di produzione, di interpretazione, di applicazione del diritto? Perché questa dimensione qua della emersione dell'aspetto del diritto come pratica interpretativa, per dire con Dworkin, o del diritto come disciplina argomentativa, per dire con Neil McCormick, due filosofi del diritto, statunitense e inglese, vanno nel senso di tener conto di questa dimensione qui, della produzione, applicazione, interpretazione. Possiamo rimanere ancora nella logica che è il vecchio modello dello Stato di diritto, c'è un legislatore che produce diritto e c'è un giudice che lo applica, e questa è ormai una riflessione che almeno dico, dai primi decenni dell'Ottocento in poi, subito dopo l'École de Sagesse in Francia, Génie e altri, è venuta fuori ed è continuata alla luce delle diverse prospettive, dei diversi orientamenti che sono stati posti in essere. Dunque, dal punto di vista della in che senso la filosofia del diritto è importante per la formazione dei giuristi, per i giovani, io credo che queste siano alcune questioni che ovviamente con le sensibilità specifiche, con gli approcci particolari, però sono questioni che non possono essere eluse, sono secondo me il nocciolo duro, almeno dal punto di vista del ruolo della filosofia del diritto nella formazione. C'è poi un problema da considerare. Il diritto, dicevo prima, in qualche modo è un punto di riferimento rilevante per la formazione, per il pensiero filosofico, diciamo così. Ma l'istanza filosofica è qualcosa che va crescendo anche alla luce delle attuali dimensioni. Tutto il tema che riguarda l'esperienza del diritto alla luce delle nuove tecnologie, per esempio, è un aspetto che in qualche modo richiede una
attenzione a queste questioni, per evitare il rischio appunto di trasformare il diritto in una dimensione, per citare Habermas, a una mera dimensione di medium strumentale. E questo è un altro problema che riguarda la filosofia del diritto, i filosofi del diritto, e riguarda i giuristi, tutti i giuristi, ci riguarda tutti in quanto giuristi, cioè la dimensione del rischio, della inanità, della irrilevanza del diritto, E questo non è un problema che ci riguarda perché siamo pagati per insegnare queste cose, per studiare, eccetera. Non è un problema di funzionari della pubblica amministrazione che svolgiamo il ruolo di professori, È un problema che è rilevante dal punto di vista del funzionamento di una società, del modo di essere di una società, con il rischio appunto che sono, diciamo sì, gravi, dal totalitarismo alla guerra di tutti contro tutti, alla Hobbes. Queste sono questioni di una etica, di una responsabilità di ruolo, utilizzate questa espressione, di una responsabilità di ruolo che riguardano i giuristi, che riguardano quei giuristi che siamo i filosofi del diritto, e che riguardano il nostro ruolo nella formazione dei giovani. L'altra questione, l'altra domanda a cui ci invitava a riflettere Elvio Ancona era quello dell'importanza per la professione. Rispetto al tema della professione, che cosa può fare, che cosa può dire la filosofia del diritto? Si è parlato di skills, si è parlato di competenze, di abilità, e sono aspetti centrali rispetto alla formazione continua di uno, chiamiamolo operatore del diritto, giurista, avvocato, giudice, eccetera, eccetera. Però se noi guardiamo un po' ai cambiamenti delle professioni giuridiche, noi vediamo che problemi di capacità di comprensione, di maneggiare il materiale normativo alla luce delle nuove esigenze che emergono, questo è un problema centrale del giurista che già fa il suo lavoro, non soltanto il problema del giovane che diventerà giurista, ma anche del giurista, dell'avvocato, del giudice, del notaio, per esempio. Spesso facciamo riferimento al notaio, però per esempio mi capita di discutere con alcuni notai anche, diciamo, oltre che discutere con avvocati e con magistrati. Io personalmente ho sempre praticato, non soltanto nella mia dipartimento, nella mia facoltà, il rapporto con i colleghi, no? E la partecipazione a attività comuni, anche a ricerche comuni con i colleghi, ma ho sempre praticato l'attenzione nei confronti degli altri giuristi, no? Cioè dei pratici, diciamo così, no? E per esempio emergono una serie di questioni che richiedono intelligenza. Fulvio Cortese faceva riferimento traslava la nozione enciclopedico da dizionario dell'intelligenza a quella che è la specificità dell'intelligenza giuridica. Bene, queste sono questioni normali ormai, e che non sono questioni soltanto legate al modo tradizionale di praticare la professione. Penso per esempio, citando soltanto la questione dei notai, non si tratta soltanto di stipulare contratti di compravendi e di trascrivere il registro immobiliare, si tratta anche di inventarsi istituti nuovi, E questo discorso dell'invenzione degli istituti nuovi, sia riguardo all'attività economico-finanziaria, sia riguardo a quella dimensione che ha a che fare con gli aspetti bioetici, fine vita, testamenti, eccetera, eccetera, l'origine è lì, è questo. Sul versante della formazione, del lavoro del giurista, diciamo, della professione del giurista, è un aspetto che ritorna, diciamo, al tema di che cosa intendiamo per diritto, dove lo troviamo questo diritto. Il problema del diritto diventa sempre più una ricerca di qualcosa, non ce l'abbiamo già il diritto, dobbiamo inventarcelo, dobbiamo trovarlo, ecco. L'idea dell'invenzione allude un po' alle riflessioni di Paolo Grossi. Ma al di là di questo, io per esempio ho avuto discussioni con Paolo Grossi sul fatto che io spesso uso la parola creatività, creazione giudiziaria, e a lui non piaceva che io lo utilizzassi, io ho continuato a utilizzarlo discutendo, però è un'altra cosa. Però quando parliamo di creazione, quando alcuni di noi parliamo di creazione, non è che parliamo dell'invenzione del diritto, invenzione non dell'invenzio, ma della dimensione arbitraria, come Dio creò il mondo e dal nulla lo creò. Non è questa, per ritornare qua, non è questa. Creazione è evidentemente una creazione derivata,
E il problema della creatività non riguarda soltanto l'attività del giudice, ma riguarda anche l'attività del giurista pratico e del giurista teorico, del giurista accademico, che si trovano di fronte a istituti giuridici che vengono riconfigurati, cambiati, modificati, no? In una dimensione che è quella legata a che cosa? Al sapere pratico a cui prima facevo riferimento, cioè al conoscere per agire e per decidere. Dunque, la funzione a cui facciamo riferimento quando parliamo, almeno ritengo che debba essere presa in considerazione, dal punto di vista della filosofia giuridica, è quella di porre in essere un lavoro, a setta degli attrezzi, strumenti, poco importa, diciamo così, però che sia un qualcosa funzionale al lavoro dei giuristi, riguardo alla riflessione sull'oggetto giuridico. 2, riguardo ai metodi delle professioni legali. Questo è un altro aspetto rilevante. La dimensione del metodo è una questione che per un po' di tempo è stata un po' messa da parte, ma secondo me è bene che si ritorni a riflettere sul metodo. Sia sul metodo giuridico, metodo dal punto di vista dell'interpretazione, ma anche metodo dal punto di vista della conoscenza giuridica. Distinzione insomma, da prima che Bobbi ha ripreso e ha rielaborato. Altra questione è quella della riflessione sulle tecniche, il discorso dell'inventare, diciamo così, istituti, riconfigurare istituti nuovi, vecchi per esigenze nuove, o inventarsi nuovi istituti rispetto alle questioni che emergono. Questa è una questione appunto che sono rilevanti, ripeto, riguardano tutto il mondo del diritto, tutta la dimensione della formazione giuridica e del lavoro che tipico delle professioni. Quindi riguarda qualsivoglia giurista, almeno intendiamo giurista accademico, ecco, ma non riguarda soltanto i giuristi accademici, riguarda appunto anche da questo punto di vista un'idea, e qui voglio utilizzare chiudendo, l'idea di comunità degli interpreti. La comunità degli interpreti può essere intesa in vari modi, però un modo in cui va inteso è quello, secondo me, è quello del riferimento in qualche modo a qualcosa di comune, un linguaggio comune, no? Dei modi di ragionare comuni, tecniche di ragionamento e di argomentazione comuni. Comune non significa che siamo d'accordo, attenzione, è comune, perché il mondo del diritto è il mondo della lite, non soltanto il diritto serve a risolvere le controversie, ma i giuristi normalmente controvertono e litigano tra loro, quindi non è in questo senso che lo intendo. Intendo però che anche per litigare dobbiamo avere almeno un linguaggio comune, attraverso non ha senso, non c'è nulla altrimenti. Ecco, da questo punto di vista io credo che un lavoro che riguarda noi filosofi del diritto in collegamento con gli altri giuristi sia quello di operare in questo senso nel mantenimento del linguaggio, di un linguaggio comune. Partecipazione alla comunità, io la definisco comunità interpretativa. Sottolineando questo, il riferimento alla comunità interpretativa, e chiudo veramente, ha un'altra importanza, perché non soltanto il rischio oggi è quello della perdita di senso del diritto, preso da altre normatività, diciamo, economiche, tecnologiche, ma il rischio è quello della estrema parcellizzazione del sapere giuridico, cioè la perdita dell'unità del sapere giuridico. E questa è una questione grave, molto grave, con il rischio, ritorna il rischio dell'uso strumentale da parte del potere politico del diritto, perdendo la consistenza, quella che io chiamo l'unità di senso del diritto, no? La dimensione unitaria del fenomeno giuridico. E il tema del linguaggio comune della comunità degli interpreti, secondo me, vabbè, io la collegherei a questo discorso. Bene, mi fermo qui. Ringrazio anche il professor Pastore per tutte le suggestioni che ci ha consegnato a partire dalla tematica del sistema delle fonti, che è un tema che tra l'altro a me appassiona e riguarda buona parte dei miei studi. Ricordo tra l'altro, se posso fare un po' di spot pubblicitario, che assieme ai colleghi filosofi del Dipartimento abbiamo un gruppo di studio sulla normatività che si occupa appunto di analizzare, diciamo, l'evoluzione, ecco, del sistema delle fonti. Tra l'altro il riferimento al professor Ruggeri, che è sempre molto vicino alle tematiche della filosofia del diritto e che ricordo ai tempi della pandemia, quando c'era quell'abuso dei DPCM, aveva parlato di un sistema delle fonti ormai come di una piramide rovesciata.
Poi potrei riprendere tanti altri spunti, come quello della responsabilità di ruolo, che è un tema rispetto al quale secondo me i giuristi non possono assolutamente sottrarsi, e poi al problema che da ultimo ho menzionato, cioè il recupero e il mantenimento della dimensione unitaria del diritto, che è un altro tema che chiama ad una responsabilità proprio la comunità degli interpreti. Vedo collegato il professor Miletti e che prima non c'era, gli chiedo se desidera intervenire nel dibattito. Forse no. No, in questo momento forse no. Bene. Allora, considerata anche l'ora, a questo punto le conclusioni sono affidate al professor Alberto Scerbo, che è professore ordinario di filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Magna Grecia di Catanzaro ed è coordinatore del Collegio Docenti della Società Italiana di Filosofia del Diritto. A lei l'onere e l'onore. Grazie, grazie. Mi guardo bene da fare conclusioni perché non è il modo, non è questo anche, non mi sento di mettere qui a fare un po' una sorta di commento a quello che è stato detto, me ne guardo assolutamente bene da fare questo. Semplicemente farò qualche, anche considerata l'ora, qualche piccola considerazione che nasce da quello che insomma fino a questo momento è stato detto. Io ovviamente ringrazio Elvio per questo invito, per avermi voluto qui a Udine, sono molto contento poi di aver potuto ascoltare tanti illustri colleghi che insomma hanno messo in campo tanti e tanti argomenti. Io volevo un po' prendere spunto da due interventi, in realtà volevo prendere spunto da quello che aveva stato detto all'inizio dalla professoressa D'Orlando, perché ha in qualche maniera dato un quadro di quella che è la realtà odierna in maniera molto precisa dell'andamento anche degli studi che si stanno facendo sulle modifiche dell'ordinamento e su come si vorrebbe intendere questo cambiamento. Quando ho parlato di distinzione tra impianto classico e innovativo, ma che quando si parla di innovativo spesso e volentieri molti lo intendono in termini professionalizzanti, cioè fare ordinamenti di carattere professionale che facilitino la professione, e in questo contesto appunto arrivano tutte le discussioni sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto romano, il romano, eccetera. E l'altra considerazione da cui bisogna partire, a cui faceva riferimento la professoressa Orlando, è appunto questa idea della distinzione tra ideologia del presentismo, cioè questo fatto che continuamente si pensa che tutto deve avvenire qui, ora e subito, e dall'altra parte questa ideologia della contrapposizione, per cui o uno sta da una parte o uno sta dall'altra, che ha portato a una sorta di massificazione delle opinioni, per cui se uno pensa qualcosa di diverso da quello che solitamente si dice o che abitualmente si dice, in realtà finisce per essere messo da parte. È quello che è avvenuto per esempio durante la pandemia, ed è quello che è avvenuto con la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi mi piacerebbe sapere quelli che appunto erano critici magari 2 o 3 anni fa, che verrebbero considerati ora che stanno cambiando un po' le posizioni in campo in questo momento. Questo per dire che non ha senso ridurre tutto a contrapposizione per cui una cosa esclude l'altra, ma noi viviamo in questo tipo di società e con questo tipo di società dobbiamo fare i conti. E questo ovviamente determina quello che è il problema riguardo proprio al rapporto che c'è tra filosofia del diritto e, o meglio, e gli altri giuristi, come giustamente ricordava Vito Belluzzi. E qui vorrei partire da due interventi. Uno, il quadro che ha fornito Aurelio, che io saluto con affetto e che avrei voluto rivedere qui a Udine. Il quadro che ha fornito Aurelio è un quadro veramente, sembra una sorta di rappresentazione plastica di quello che è il rapporto tra diritto, tra giuristi positivi e filosofi del diritto in questi ultimi decenni. L'altro è l'intervento
che ha fatto appunto il professor Carrabba quando ha ricordato Carnelutti, ha ricordato perché questo? Perché questo permette un po' di comprendere, io non ripeto le cose, Baldo Pastore ha in qualche maniera dato l'indicazione di quali sono gli elementi tipici e caratteristici della filosofia del diritto, quindi mi guardo bene da aggiungere altro. Però perché si è arrivati a questo punto? Cioè, qual è il motivo per cui si è arrivati a un certo punto a costruire questa sorta di distinzione, di contrapposizione? Beh, diceva Aurelio, ci sono anche responsabilità dei filosofi. Io da filosofo del diritto comincio a parlare dalla mia parte, cioè quali sono le responsabilità. In realtà per diciamo tutto l'Ottocento fino agli inizi del Novecento, in realtà la filosofia del diritto è stata utilizzata come una disciplina al servizio essenzialmente dei sistemi filosofici di carattere generale. Quindi veniva preso, c'era una filosofia di carattere generale e quella filosofia di carattere generale veniva calata sul diritto, per cui c'era la filosofia del diritto di matrice tomistica, la filosofia del diritto di matrice agostiniana, la filosofia del diritto di matrice aristotelica, la filosofia del diritto di matrice cartesiana. In realtà erano i filosofi puri che a un certo punto si interessavano saltuariamente o utilizzavano il diritto. Beh, questa è una filosofia del diritto che al giurista non serviva assolutamente a nulla. Quindi l'atteggiamento negativo nei confronti della filosofia del diritto fino agli inizi del Novecento, in realtà ha una sua giustificazione, perché sennò non è che si è partiti in maniera assolutamente folle. E questo si aggiunge ad un atteggiamento negativo nei confronti però della filosofia in quanto tale, perché quella indicazione che dava prima Aurelio, la filosofia, che poi tutti noi forse abbiamo sentito quando siamo andati, chi ha fatto il classico, come ricordava il professore Mazzarollo, si ricordava la filosofia è quella cosa con la quale, senza la quale si rimane tale quale. In realtà questo atteggiamento negativo nei confronti della filosofia è un atteggiamento risalente, ed è un atteggiamento che in realtà risale all'epoca di Hobbes e anche un po' prima di Hobbes, quando a un certo punto vi è l'affermazione di questo sistema, di questo metodo della scienza che si impone in realtà negli studi, nella conoscenza e nel sapere, nell'imporsi a due necessità. Una ha la necessità in qualche modo di far fuori la teologia e quindi di estromettere la teologia da quelli che sono tutte le questioni e problemi di carattere conoscitivo e riguardanti il sapere, e dall'altro in qualche modo di imporsi come unico metodo di studio, come unico metodo di ricerca. E quindi quando la scienza e il metodo scientifico si impone come metodo di studio, è chiaro che a quel punto la filosofia è in qualche modo viene ripiegata sulla scienza e quindi quasi da quel punto di vista viene annullata. E a questo, nonostante questo è un colpo, per così dire, anche di un certo tipo nei riguardi della filosofia del diritto, viene data, nonostante quello che il nostro collega Carlo Nietzsche sostiene quando parla di Croce, dicendo che non è vero nulla, che Croce in realtà ha parlato male della filosofia del diritto. In realtà la verità è che Croce ha dato un suo contributo con quell'idea dell'ircocervo della filosofia del diritto che non era né carne né pesce, cioè non era filosofia, non era filosofia e non era pure diritto. E questo giustifica l'intervento di Carnelutti appunto in quel saggio dove parla della filosofia come meticcio, ma che è l'esatta corrispondenza all'ircocervo di Benedetto Croce. Però qui una cosa su Carnelutti la vorrei dire. A me piace molto il diritto processuale civile, tra l'altro ci ho insomma lavorato per un po' di anni, è una cosa che mi piace moltissimo, però io vorrei ricordare che Carnelutti nella sua vita, soprattutto alla fine della sua vita, in realtà ha fatto il filosofo del diritto. Cioè, lui è vero che la filosofia del diritto forse non serviva a nulla o che era un meticcio, però curiosamente lui fa filosofia del diritto. Lui parla delle cosiddette... Dice quella degli altri. Sì, quella però lui ha fatto filosofia del diritto, in realtà con quelle che erano le pagine sparse, con gli scritti per così dire clandestini, ma tutti quegli scritti sono tutti scritti
E la cosa curiosa, lui non ha fatto una filosofia del diritto per giuristi, in realtà lui ha fatto una filosofia del diritto che finisce nel trascendente, cioè più che metafisica. Quindi anche da questo punto di vista i metafisici sono quasi come gli analitici nella prospettiva di Carnelucci. E quindi voglio dire, però questo per dire che anche per Carnelucci alla fine dei conti, in fondo, forse la filosofia e un certo modo di approcciarsi rispetto al diritto aveva una sua funzione. Quando è che in qualche modo le cose cambiano? Beh, le cose cambiano curiosamente quando a un certo punto si comincia a ragionare sull'esperienza, cioè quando quella che viene considerata la base del sapere, cioè l'esperienza è la base del sapere, diventa uno strumento di analisi. Ricordava prima, mentre eravamo seduti, Baldo ricordava Capograssi scrive analisi dell'esperienza comune, scrive tutta una serie di saggi sull'esperienza, e quella analisi, quella attività che Capograssi fa sull'esperienza in realtà riavvicina la filosofia al diritto e la filosofia del diritto ai giuristi, perché, e qui mi piace ricordare due autori che tra l'altro sono completamente opposti tra di loro, cioè Satta e Chiovenda, che sono in antitesi apparentemente tra di loro, che in realtà hanno come punto di riferimento tutti e due Capograssi, cioè sia l'uno che l'altro rivendicano come proprio vicino, diciamo come proprio punto nume tutelare, mentore, sì nel caso proprio Capograssi. Io mi sono sempre chiesto come potevano tutti e due riferirsi a Capograssi, ma insomma fatto sta che la realtà è questa, cioè lo fa Chiovenda in maniera continua e ripetuta e lo fa Satta. E diciamoci anche le cose come stanno: un autore come Satta, ma anche altre, ma lo stesso vale per Chiovenda in maniera diversa, in realtà hanno uno spirito filosofico che è molto forte, che è quello che porta Satta poi a scrivere Il giorno del giudizio, o a scrivere La veranda, o a scrivere... ma è quell'autore che in qualche modo ha la necessità, no? Io vi ricordo sempre quello Evaristo, Giudizio di conciliazione, questo saggio di Satta splendido, che in poche pagine dà una visione del diritto, proprio da filosofo del diritto, della filosofia del diritto processuale. In realtà questo però dà questa impronta di avvicinamento della filosofia al diritto e della filosofia del diritto ai giuristi, perché su quella scia, sulla scia dei Capograssi, in realtà si muovono Fassò, che scrive appunto sull'esperienza giuridica, perché il problema qual è? Il problema è che per poter riprendere in mano la filosofia è necessario lavorare su qualcosa che è pratico, e ciò che è più pratico, che ha più contatto con la pratica, è l'esperienza giuridica, non l'esperienza in quanto tale, ma in realtà l'analisi del diritto visto nell'esperienza, ed è quello che fa Fassò, quello che fa Treves, ma è quello che fa Opoker, con motivi diversi, con prospettive diverse, con ragioni diverse, ma che convergono verso lo stesso punto. Guido Calogero col controllo in Cassazione, infatti. Cioè, in realtà, in quel modo la filosofia del diritto ritorna, Orestano, cioè nell'ambito, poi ce ne so, ma io come dire, ero rimasto sulla filosofia del diritto, ma insomma in senso più stretto. E l'altro contributo che viene dato sotto questo profilo arriva da quello che in realtà apparteneva all'idealismo attualistico, che era Felice Battaglia, e che attraverso questo passaggio allo spiritualismo cristiano, ma prima ancora, quando appunto era ancora idealista legato a Gentile, fa un'operazione di autonomizzare il diritto, cioè tra diritto e morale, quindi Croce da una parte e Gentile dall'altra, tutti e due avevano messo il diritto da parte, Battaglia recupera il diritto, lo rende autonomo e gli dà dignità. Allora la filosofia del diritto ritorna ad avere una qualche funzione. Però a questo punto ha ragione Aurelio. Lì arrivano le responsabilità della filosofia del diritto, perché diciamoci la verità, mi è piaciuta moltissimo l'espressione che ha usato Fulvio Cortese, poi arriva appunto con la poesia di Prévert, no? Questa idea della
costruzione, ora non vorrei ricordare male, la costruzione di un mondo mentale monumentale, che mente monumentalmente. Ecco, la filosofia del diritto spesso e volentieri in realtà è caduta in questo tranello, cioè ha costruito un mondo mentale che mente monumentalmente, perché in realtà ha cominciato spesso e volentieri a parlare di cose che ai giuristi non interessavano, o voler far calare dall'alto delle verità in qualche maniera che venivano quasi date per scontate ai giuristi, che in realtà di queste cose non avevano alcun bisogno. Quindi per molti anni questo è avvenuto. Questo tipo di distacco è stato un distacco in cui sì, ci sono le responsabilità dei giuristi, ma non so se le responsabilità dei filosofi del diritto sono maggiori. Comunque ci sono anche quelle. Qualcosa cambia nel tempo. Io di Carnelutti poi mi piaceva ricordare quell'espressione che poi ogni tanto quell'allenatore che è Mourinho, che dice chi non sa di calcio, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. Carnelutti, chi sa solo di diritto non sa niente di diritto, e che in realtà sa solo di diritto e non sa niente di altro. In realtà questa idea che Carnelutti mette in campo è un'idea che fa capire che non si può rimanere legati allo strumento strettamente tecnico in maniera molto stretta, ma bisogna allargare la visuale. E qui arriva, io ripeto sempre quelle frasi che appunto ha usato Letizia Gianformaggio. Tra l'altro io ero presente quando lei ne parla a Siracusa nel 1991, un convegno in cui Guastini in realtà comincia a fare la distinzione tra gli analitici sono i veri filosofi del diritto e gli altri in realtà non sono niente. Però Letizia Gianformaggio esce fuori con questa bellissima espressione in cui appunto mette in evidenza che il filosofo che non sa niente di diritto in realtà non è un filosofo, ma il giurista deve avere una capacità anche di valutazione filosofica, perché a un certo punto usa questa espressione: il diritto è insieme positivo e morale, che non vuol dire che ha qualcosa che ha a che fare con l'etica, ma che ha qualcosa che ha a che fare con la filosofia, cioè con l'idea della ricerca di un principio che sta, per così dire, al di là delle norme giuridiche. Perché dico questo? Perché tutto questo processo in realtà ha un senso, ed è quello che è stato ripetuto un po' da tutti qui stasera, cioè la filosofia del diritto sta dentro il diritto, non sta fuori. Anch'io inizio il corso dicendo agli studenti, beh, ora vi dico a che cosa serve la filosofia del diritto, perché io ci sto, magari voi pensate che il diritto sia solo il diritto privato e costituzionale, e mi chiederete, ma che ci sta a fare la filosofia del diritto? E io cerco di spiegare perché la filosofia del diritto è necessaria. Beh, io dico sempre che la filosofia del diritto ha una funzione, che è quella di togliere il velo al diritto, cioè il diritto c'è, è quello, bisogna studiarlo, bisogna conoscerlo, bisogna sapere, poi ci sono gli aspetti ermeneutici, gli aspetti del metodo, eccetera. Ma in realtà il diritto non deve essere inteso come qualcosa, come se fosse una verità rivelata che non va mai messa in discussione, ed è quello che spesso avviene, che è quello che si viene veicolato in realtà dagli strumenti di informazione, e quello di non discutere, no? L'idea, per esempio, c'è una legge, l'ha voluta il Parlamento, la sovranità popolare, quindi non dobbiamo discuterla, ma ci mancherebbe, si deve discutere. C'è una sentenza della Corte di Cassazione, quindi la sentenza di Cassazione va discussa. Oggi chiunque prepara il concorso in magistratura studia solo le sentenze, Cassazione e Consiglio di Stato, senza nessuno spirito critico, senza chiedersi mai perché c'è quella sentenza. Qual è il senso di quella sentenza? In che direzione si va? Che tipo di società si vuole costruire? Perché dietro, in realtà, perché le norme non sono mai neutre, non c'è nessuna neutralità. E allora qual è la funzione della filosofia del diritto? Beh, è quella di togliere il velo a tutto questo e dire: guardate che dietro c'è qualche altra cosa, c'è un fondamento politico, ci sono degli interessi economici, c'è un fondamento che è anche un fondamento, per così dire, riguardante il motivo per il quale, come giustamente diceva Baldo, il diritto c'è, ci sta a fare, c'è un motivo per cui c'è il diritto e non c'è qualche altra cosa, o il diritto ha quelle caratteristiche. Allora, questo elemento di togliere il velo in realtà attribuisce due caratteristiche alla filosofia del diritto, che è quella di essere
come dire, di dare un senso di criticità allo studio del diritto. Il diritto deve essere affrontato in maniera critica, e deve essere affrontato in maniera critica perché bisogna ragionare sul diritto, bisogna pensare quando si parla di diritto, e pensare, perché quello a cui si sta aspirando è quello di pensare poco e possibilmente di non pensare affatto. Noi invece dobbiamo stimolare e istigare a pensare, soprattutto i giuristi che hanno un compito fondamentale nella vita del nostro paese, della nostra realtà. E l'altro elemento, e qui io faccio non un piccolo, ma insomma un passo più avanti rispetto alla professoressa Calderai, è quello della problematicità. Cioè, il punto è, il diritto non può essere valutato soltanto descrittivamente, ma il diritto va valutato sempre problematicamente, cioè va sempre posto il perché delle cose, del perché c'è quella norma, perché si deve interpretare in quel modo, perché viene interpretata in quel modo, cos'è che porta quel tipo di attività di produzione legislativa, di norma, di fonte, di sistema che non esiste più e che non si vuole fare esistere o che si dovrebbe ricostruire, eccetera. Questo elemento di problematicità è quello che in realtà il filosofo del diritto può inserire come elemento in più per in qualche modo aiutare, ma non aiutare, accompagnare il giurista a sviluppare quelle che sono le proprie riflessioni anche nella formazione e nella realizzazione del sistema. In un rapporto che è un rapporto reciproco, perché su questo Letizia Gianformaggio aveva ragione. Il filosofo del diritto che non sa niente di diritto in realtà non è neanche un buon filosofo. E tutto questo si ripercuote su quella che è la realtà odierna. Noi in questo momento la filosofia del diritto probabilmente ha una opportunità maggiore, che è quella delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. Perché io devo dire che in questi ultimi tempi, un po' andando in giro a colloquiare con informatici, con ingegneri, eccetera, di una cosa mi sono reso conto. I primi che si pongono il problema dell'intelligenza artificiale, forse lo pongono più di tutti gli altri, sono gli informatici, gli ingegneri, cioè i tecnici, che pensa un po' come accaduto a un certo periodo per la bioetica, cioè che si pongono il problema quali sono i limiti che noi dobbiamo avere, cioè fino a dove possiamo arrivare, perché si rendono conto che esistono dei pericoli, e dei pericoli che sono sia sulla produzione e costruzione di questa intelligenza artificiale, sul fatto che le intelligenze artificiali spesso e volentieri camminano per fatti propri, hanno una loro autonomia sempre maggiore, e in qualche maniera chiedono ai giuristi e ai filosofi del diritto che ci sia una sorta di intervento capace di dare dei limiti, di porre delle barriere, di porre dei confini. Ecco, questo è uno di quegli strumenti, di quei momenti in cui forse ancora maggiormente si può capire, comprendere sia qual è la funzione del giurista, ma anche qual è il ruolo che il filosofo del diritto può avere all'interno degli studi giuridici, perché se no il problema diventa quello, come diceva giustamente Baldo, innanzitutto che si va verso una irrilevanza del diritto, a cui si aggiungo due altri fattori: la disumanità del diritto, che è sempre maggiore, e l'assoluta assenza di relazionalità, cioè il diritto sta diventando sempre qualcosa che prescinde dal fatto che ci sia una relazione. Il diritto ci sta perché noi siamo persone che stanno in relazione tra di loro e formano una comunità, come ricordava Baldo. Ecco, questa è una sfida in cui probabilmente filosofi del diritto e giuristi non possono che stare insieme, e se stanno insieme questo probabilmente farà, dirà un futuro anche, speriamo, più roseo agli studi giuridici in quanto tale. Qui mi fermo, perdonatemi se sono stato un po' lungo forse. Grazie professor Scervo, direi che le sue conclusioni suggellano veramente un pomeriggio molto intenso, molto ricco di spunti, e ringrazio anche il professor Gentili che è rimasto collegato con noi sino ad ora, e darei la parola a Elvio per una chiusura, anche perché, se posso permettermi, io suggerirei a Elvio, vista la splendida riuscita dell'iniziativa, di pensare, se i colleghi sono disponibili, anche a una pubblicazione degli atti. Sì, grazie Elena. Io non posso che ringraziare tutti, ringraziare i relatori, ringraziare il pubblico, i presenti che hanno resistito fino adesso,
Siamo ad un orario in cui non è il caso che io aggiunga molto di più, perché tra poco ci dovrebbero mandare via, e quindi l'unica cosa che mi sento di dire è che questo dialogo tra i filosofi del diritto e gli altri giuristi deve continuare, perché fa bene agli uni e agli altri, ecco, e speriamo che continui anche tra di noi. E sicuramente, ecco, abbiamo registrato intanto le relazioni e adesso ragioneremo anche sulla realizzazione di una pubblicazione, perché penso che ne valga la pena. Grazie a tutti ancora.